Bentrovati telespettatori di Gold 78, anche questa settimana siamo in modalità andrà tutto bene e anche questa settimana apriamo il nostro baule dei ricordi. Lo facciamo con tanta nostalgia nella speranza che i Penalty Awards possano ritornare prestissimo. L'appuntamento che oggi rivedremo è quello del 2016, la terza edizione dei Penalty Awards che si svolsero a Tremestieri e Tenneo. Penalty Awards 2016, terza edizione. Il meglio del calcio dilettantistico siciliano va in passerella con il premio più prestigioso. Il calcio, di cui nessuno parla, accende i suoi riflettori. Conduce Ettore Tortorici. Buonasera e benvenuti alla terza edizione del Penalty Awards 2016. Voglio fare un applauso particolare alle nostre 4 penaltine che per l'occasione si sono praticamente raddoppiate. Lorena, Jenny, abbiamo anche Janira e Alessia. Un applauso, grazie. Grazie ragazze. Allora, benvenuti a questa nuova edizione del Penalty Awards che ancora una volta vuole premiare il calcio dilettantistico a 360 gradi e lo facciamo naturalmente premiando la prima categoria, premiando l'eccellenza, premiando anche la categoria promozione e da quest'anno abbiamo anche inserito il futsal che noi di Penalty, noi della trasmissione che va in onda su Video Mediterraneo, ogni domenica attraverso i campionati di Serie C1 e C2 abbiamo cercato insomma di presentare in maniera sempre più dettagliata e devo dire che ha riscosso tantissimo successo. Oggi è una serata particolare perché avremo, oltre ai premiati che sono stati nominati, che poi insomma presenteremo durante il corso del nostro evento, avremo 5 premi speciali con 5 eccellenze siciliane. Però per iniziare doverosamente questa nuova puntata, questa nuova edizione del Penalty Awards 2016, io invito qui sul palco il presidente della FIGC Sicilia, Santino Lopresti. Grazie Presidente. Buonasera Presidente. Allora, eccoci di nuovo qui, l'anno scorso al Cortile Platamone, quest'anno in una struttura un po' più particolare che commerciale Le Ginestre. Anzi, a tal proposito ringrazio la direzione perché ha sposato questo progetto sul calcio dilettantistico che tra alti e bassi insomma sta per concludere la sua stagione, ma credo che sono più gli alti che i bassi, o sbaglio Presidente? Penso di sì, perché al momento abbiamo ancora 2 squadre che possono aspirare
alla categoria superiore, quindi per noi il maggiore campionato, quello di eccellenza, e quindi andare, come dire, in Serie D. Sarebbe estremamente importante per noi. La Sicilia anche quest'anno si è arricchita, noi abbiamo 4 squadre che ormai vanno in Lega Pro, speriamo tanto che il Trapani, ecco, ci aiuti a fare un miracolo. Io spero che si possa fare, avere 2 società in Serie A sarebbe importante, dopo il successo del Siracusa che si aggiunge al Messina, all'Agragas, al Catania, averne 4 diciamo nella Lega Pro sono importanti, e poi avere, ecco, questa interregionale, vedere di poter compensare ulteriormente, come dire, abbiamo avuto 2 retrocessioni, e però vediamo se queste 2 società, anche se ieri la San Cataldese come dire, un po' sofferto, una partita un po' organizzata, anche lì il portiere un po' organizzata male, quindi, e però c'è un 3-0. Speriamo che diciamo, come dire, il pallone, quando noi diciamo che è rotondo, è così, che perché così come il 3-0 è stato subito, perché non poterlo fare? Io non dispero mai abbandonarsi, perché se uno si abbandona ha già rinunciato in partenza, e quindi giocarsela con tutti i meriti, nonostante, come diceva lei, le grandi difficoltà che ci sono, la Sicilia, quello che vive, però io vedo dirigenti animati di buona volontà e che con i tanti sacrifici riescono, come dire, a trasmettere. Io l'ho visto l'anno scorso, lei, come dire, sul calcio dilettantistico, e dà molto spazio, uno a cui crede. Bene, il calcio dilettantistico per noi sono valori, trasmettere il valore della lealtà, delle regole, e se vuole della socialità, della socializzazione. Oggi non dico ci sostituiamo alle amministrazioni, alle pubbliche amministrazioni, ma quasi, perché le pubbliche amministrazioni poco fanno ormai di sociale o di socializzazione, e mi dispiace quando nei comuni il campo di calcio deve diventare un'entrata, cioè si chiede un contributo a queste società che a stento riescono, come dire, a portare un campionato. Veramente una struttura sportiva che è stata fatta perché lì si giochi. Se una società non ci gioca, ecco, chiedere sorse ad una società mi parrebbe troppo, e quindi io penso, come dice lei, e mi auguro che tra gli alti e i bassi, ecco, possiamo dire degli alti, e poi magari parleremo anche dei fatti di violenza, di cui non vogliamo per niente nasconderci, che però anche quest'anno, come dire, c'è un miglioramento, e quindi penso che possiamo proseguire in questo percorso. Perfetto, allora Presidente, lei rimarrà qui perché dovrà poi anche giustamente premiare qualche nomination, oltre naturalmente anche un'eccellenza siciliana. Grazie Presidente, ci vediamo dopo. Grazie al Presidente Santino Lopresti. Allora, siccome abbiamo aggiunto il futsal nella premiazione di questa edizione numero 3 del Penalty Awards, subito chiamo Alessio Patti, perché è lui che ci racconta in 100 secondi come è andata la stagione C1 e C2 del futsal, e poi subito passiamo alle nomination. Alessio Patti. Allora Alessio. Buonasera a tutti, buonasera Ettore. Allora Alessio, ci racconti subito in 100 secondi il girone Serie C1 siciliano di futsal. Il campionato di Serie C1 quest'anno ha divertito gli addetti ai lavori, Ettore, molto di più. È stato un campionato quasi senza precedenti, ha portato in vetta uno spareggio dopo le 26 giornate della regular season, uno spareggio tra Regalbuto e Assoporto, che ha poi promosso la Regalbuto direttamente. L'Assoporto dopo i playoff ha poi conquistato la promozione in Serie B, a salvezza alle ultime giornate, retrocessione alle ultime giornate. Un campionato intensissimo. Sì, un campionato molto intenso, dove il talento dei giocatori si è espresso al meglio. Insomma, il futsal è in crescita, e questo campionato di Serie C1 ne è stata la prova. Perfetto, e tu ne sei stato anche un artefice all'interno di Penalty, perché abbiamo creduto alla tua idea iniziale. Devo dire che i dati di ascolto ci hanno dato ragione. Grazie ad Alessio Patti. Grazie a voi. Ci rivedremo dopo. Grazie Alessio. Allora, a questo punto passiamo subito alle nomination per quanto riguarda il futsal Serie C2, ed iniziamo con il gruppo degli allenatori. Miglior allenatore sono in nomination, e adesso li invitiamo anche qui sul palco. Marcelo Mittelman, Città di Scicli, Stefano Bosco, Aci Platani, e Salvatore Rizzo, 091 Palermo. Si raggiungono qui sul palco gli allenatori. Abbiamo una defezione che ci è arrivata questa mattina, cioè l'allenatore dello 091 Salvatore Rizzo. Stefano Bosco, ciao. Ciao Marcelo, grazie Marcelo.
ed invito qui sul palco per consegnare giustamente la busta con il nome vincente José Sorbello dell'Ajax di Catania, che invito qui sul palco. Portiamo la busta? Perfetto. Eccolo qua José Sorbello, sta arrivando. Era un allenatore più scattante prima. Eccolo qua. Consegniamo la busta, perfetto, grazie José. Allora José, apriamo subito questa busta perché poi dopo la domanda tua verterà molto sul futsal, che bisogna prendere ancora di più in considerazione. Allora, miglior allenatore Serie C2 vince Marcelo Mittelmann, Città di Scicli. Marcello Mittelmann. Allora portiamo le targhe, le consegniamo prima giustamente a lui, che la consegna a Marcello Mittelmann, l'altra la consegniamo a Stefano Bosco, che comunque, attenzione che questa è quella di José Sorbello, mi hanno sbagliato la targa, vabbè, succede, questa era quella tua. Possiamo prendere la targa di Stefano Bosco cortesemente? Va bene, sta per arrivare. Nel frattempo una battuta veloce. Allora Marcello, è stata una stagione importantissima quella di Scicli, perché è servita sicuramente per riportare in auge un giro del calcio a 5 che a Scicli insomma ha avuto anche delle bellissime primavere. Sì, sicuramente, come ho sempre detto, la città di Scicli ha vissuto anche un passato molto importante per il calcio a 5, è partita dalla Serie D per arrivare a una Serie A e ha vissuto momenti di gloria, come li chiamiamo noi, e piano piano la società, una nuova società, stiamo lavorando per cercare che questo entusiasmo sia quello di una volta. Perfetto. Stefano, invece per voi una stagione positiva comunque? Sì, una stagione entusiasmante, la Ciplateri nasce dalle ceneri della Ciriale Calcio a 5 e anche noi in questa piazza importantissima stiamo provando a riportare nei campionati nazionali prima possibile la città di Aciriale. E ci riuscirete. Allora eccola qui la targa, c'è stato un errore poc'anzi, chiediamo scusa. Grazie. Allora Stefano Bosco e Marcello Mittelmann, primo classificato per quanto riguarda il miglior allenatore di Serie C2. Grazie ragazzi, grazie. Non scappare perché adesso sì che ti arriva la targa, anzi te l'avevano già portata, te la consegno io. Allora José, sottolineiamolo che il futsal è un grande movimento in crescita e che forse avrebbe bisogno anche di un'ulteriore spinta da parte dell'AICA, non so se sei d'accordo. La spinta sta diventando, diciamo, automatica, perché si fa sempre meno calcio a 11 perché le strutture non ci sono e quindi si utilizzano gli spazi chiusi, le palestre, e i cortili e quant'altro per fare calcio a 5 e futsal in modo particolare. E al di là della battuta, che poi tanto battuta non è, il futsal ha trovato veramente spazio e passione, amore da parte di chi lo pratica, e la cosa importante da sottolineare è il fatto che partecipano a questa disciplina sportiva soprattutto i bambini e le bambine e le donne, che è un fatto da sottolineare perché gli spazi sono sempre minori per poter fare sport, per poter fare calcio, per poter fare calcio a 5. Io mi auguro che coloro che ci rappresentano negli enti locali, che nelle istituzioni, possano veramente invertire la rotta e pensare seriamente a mettere nelle condizioni chi vuole fare sport di poter usufruire di strutture efficienti. Benissimo, grazie José Sorbello dell'AIAC di Catania, grazie José. Allora passiamo adesso al miglior dirigente per quanto riguarda il futsal Serie C2. Sono in nomination Danilo Bonuomo, Città di Scicli, Alfonso Russo, Acragas Futsal, e Domenico Leggio, Città di Oliveri. Ci debbono raggiungere qui sul palco i tre dirigenti. Salve.
Salve. Abbiamo una defezione, Città di Oliveri ha avuto un problema, ci hanno detto, e quindi non è presente. Perfetto, allora invito qui adesso sul palco una donna che fa parte dell'AIAC di Catania, Laura Gurriera. Io l'ho vista, dovrebbe essere qui, eccola infatti, ti avevo già individuato. Sali, perché sarà una donna a premiarvi, perché lei ha veramente un'anima sportiva. Ciao Laura. Allora, possiamo portare la busta cortesemente che consegniamo a Laura, in modo che così ci comunica il nome di colui che vince quale miglior dirigente del campionato di Serie C2 di futsal. Perfetto, apriamo un po', vince Alfonso Russo. Consegniamo la targa alla nostra amica Laura. Alfonso Russo dell'Acragas Futsal, complimenti. E portiamo anche l'altra, chiaramente, che consegniamo al secondo concorrente che era in nomination, Danilo Bonuomo. Perfetto, grazie. Presidente, Agrigento sta vivendo in questo momento un momento positivo sia con il calcio ma anche con il futsal, perché abbiamo visto attraverso alcune vostre immagini che avete un seguito impressionante. Abbiamo riportato Agrigento calcisticamente sia con l'Agragas Calcio, quindi abbiamo riportato il futsal ad Agrigento. Come diceva poco fa, purtroppo la mancanza di strutture, siamo passati da calcio a 11 al futsal con grandissimo entusiasmo. A seguito abbiamo veramente tanta gente che viene a vederci, tra cui ringrazio anche mister Rigoli che quando può ci viene a seguire al nostro palazzetto. Quindi contentissimi. Sì, dopo 2 promozioni consecutive diciamo veramente appagati. Ed era giusto quindi a questo punto il Penalty Awards. Presidente, devo dire che comunque questo futsal di domenica in domenica, anzi di sabato in sabato, aumenta sempre di più il suo raggio di affezionados. È vero, già ha detto abbastanza per quanto riguarda Scicli, il mister Mittelman. Stiamo cercando di riportare a Scicli veramente quell'entusiasmo di cui la città ha tanto bisogno, veramente. Ringrazio sicuramente tutti quelli che hanno permesso in questi pochi anni un passaggio veloce alla C1. La vittoria del campionato di quest'anno ne è stata la dimostrazione che c'è veramente un gruppo coeso, un gruppo che mira a programmare belle cose, insomma, anche per il futuro. Quindi anche per la prossima stagione un grande successo. Grazie Presidente, grazie. Prego, possiamo accompagnare con un applauso Laura, un attimo. A parte che abbiamo già una targa anche per te che adesso la nostra Jenny ti consegna per la tua presenza, una battuta in 30 secondi la risposta, una donna dentro l'AIAC, insomma è una mezza follia ma credo che sia un buon segno. D'altra parte il presidente della FIGC di Catania è una donna, la vedo qui, splendida forma, quindi è la dimostrazione che insomma la donna avanza sempre di più anche in un mondo molto maschile. Sì, una sana follia diciamo, effettivamente sì. Ma poi io credo che bisogna veramente dare spazio alle donne, soprattutto in ambito calcistico, perché sembra che solo con i calzoncini si può entrare in campo. Poi la nostra prospettiva, che è proprio di consulenza psicopedagogica, ci vede... Tu sei una psicologa quindi. Esattamente, ci vede serenamente a poterci raffrontare insomma anche con gli uomini, quindi io voto sì per le donne. Anche noi votiamo sì. Grazie Laura Gurriera, grazie. Allora, a questo punto presentiamo le nomination come miglior giocatore Serie C2 sempre di futsal. Abbiamo Savio Falzone della Vigor San Cataldo, Fabrizio Allegra Real Parco Palermo e Davide Di Benedetto Arcobaleno Ispica. Ci raggiungono i giocatori ed invito qui sul palco Enzo Treccarichi della FIGC di Catania, che mi pare di avere già visto, eccolo qui. Accomodatevi, ciao ragazzi, complimenti. Ciao Enzuccio, come stai? Era piccolino quando l'ho conosciuto Enzuccio.
Allora, consegniamo la busta ad Enzo Treccarichi e devi comunicarci il nome di colui che vince la palma come miglior giocatore di Serie C2. Vince Fabrizio Allegra, Real Parco. Real Parco, perfetto, grazie. Consegniamo la targa al nostro Enzo che la consegna giustamente al vincente. Portiamo le altre due per gli altri che hanno perso, ma stare qui sul palco vi assicuro è una grandissima soddisfazione, anche perché serve di buon auspicio per il proseguo. Abbiamo Davide Di Benedetto e anche Savio Falzone. Allora, una battuta veloce con tutti, andremo velocissimi perché la nostra è una serata abbastanza lunga e non vogliamo assolutamente annoiare le persone, dobbiamo essere veramente velocissimi. Allora, devo dire una grande stagione culminata anche con la palma come miglior giocatore, meglio di così non può essere. È un bel riconoscimento, anche se non è culminata al meglio la stagione perché abbiamo perso finale di Coppa Italia e finale di campionato, però è un grosso riconoscimento e mi fa piacere avere questo riconoscimento, anche se loro sono giovani avranno sicuramente la possibilità di vincerlo in seguito. Loro sono giovani ma sicuramente avranno tanta voglia anche di ben figurare la prossima stagione. Il tuo obiettivo a questo punto è di confermarti anche per quanto riguarda la stagione 2016-2017. Speriamo di fare anche l'anno prossimo la stessa stagione. Abbiamo fatto qualcosa di grande, come loro non siamo riusciti, però siamo contenti per quello che abbiamo fatto. Mentre per quanto riguarda il giovanissimo Di Benedetto, devo dire che sei stata un po' la sorpresa anche nelle nomination. Sì, sono stato molto sorpreso quando ho visto che ero anch'io nominato e sono contento di essere qua sul palco, ringrazio tutti. Grazie a voi, grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti, grazie. Gustatevi lo spettacolo. Allora Enzo, anche per te abbiamo una targa per la tua partecipazione al penalty futsal e anche per te la domanda veloce per una risposta veloce. Eri piccolino quando giocavamo insieme ai salesiani, è passato tanto tempo, ma devo dire che insomma vederti in questi ruoli istituzionali ti ci vedo bene perché insomma hai masticato calcio veramente da piccolino e credo che la figura di questi dirigenti che hanno masticato calcio nell'oratorio è fondamentale. Fare calcio all'oratorio secondo me è la cosa più difficile poi, perché quando diventi grande sai veramente quali sono le difficoltà e quindi sai affrontare magari le problematiche che si pongono giornalmente in modo semplice. E li superi facilmente? Sì, tranquillamente. Perfetto, grazie Enzo Treccarichi. Passiamo allora a questo punto, nomination futsal serie C1, subito le nomination come miglior allenatore. Abbiamo Alfredo Paniccia, futsal Regalbuto, Sebastiano Ranno, Assoporto Mililli ed Enzo Bruno, Real Futsal Marsala. Eccoli qui che ci raggiungono. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, sai non importa il trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro, voglio una musica che mi ricorda l'Africa. Invito qui sul palco per premiare il miglior allenatore di serie C1 Max Licari di Pianeta Catania. L'avevo già visto, dovrebbe esserci, eccolo qua, perfetto. Ciao Max, benvenuto, benvenuto. Allora, tra poco conosceremo il nome di colui che vince la palma come miglior allenatore di Serie C1, però già stare sul palco ed essere stati scelti tra i tanti è una bella soddisfazione professionale. Possiamo portare la busta, la consegniamo a Max Licari e sarà lui a darci il nome del vincitore come miglior allenatore di Futsal Serie C1. Vince Alfredo Paniccia, Futsal Regalbuto. Futsal Regalbuto, complimenti Alfredo. Consegniamo la targa e la consegniamo ad Alfredo Paniccia. Dopodiché possiamo già consegnare anche le altre due, degli altri due concorrenti che hanno partecipato in nomination ma non hanno vinto, Sebastiano Ranno e anche il terzo Enzo. Perfetto. Allora, una battuta veloce Alfredo, è stata una stagione intensa ma Regalbuto ancora una volta ha fatto centro, insomma siete ritornati di nuovo nel futsal che conta.
Sì, diciamo che abbiamo riportato il Regalbuto nella categoria a cui compete, dove ha passato la maggior parte della sua storia, ecco, nelle categorie nazionali, quindi siamo molto contenti. Molto contenti. L'importante è partecipare ad un futsal che cresce di anno dopo anno. Sicuramente. Dico anche noi, da parte nostra con l'Assoporto Melilli, abbiamo fatto un ottimo campionato, abbiamo giocato 3 finali, la prima è stato lo spareggio contro il Regalbuto per 6 calci di rigore, la finale che abbiamo giocato a Melilli contro il Capaci, la finale regionale, e la finale interregionale contro una squadra calabrese. Fino all'ultimo. All'ultimo ci siamo giocati, ci siamo riusciti con grande orgoglio e piacere, e l'anno prossimo a Melilli abbiamo riportato la Serie B che già mancava da qualche anno. Ed è una bellissima soddisfazione. Devo dire che a questo punto della stagione bisogna anche prepararsi per la nuova, quindi siete già al lavoro? Sì, assolutamente sì. Diciamo che dopo questa stagione fatta da noi, diciamo, i colleghi hanno fatto alti livelli, la nostra società ha fatto un po' meno, ma per le possibilità che avevamo abbiamo fatto già tanto. È perfetto, grazie ragazzi, complimenti ancora, buon proseguo d'estate e soprattutto buon lavoro per la prossima stagione. Allora consegniamo una targa ricordo anche a Max Licari e una battuta veloce anche con Max, che l'ho coinvolto sul futsal, che insomma inaspettatamente, però ricordate che sempre palla è. Sì, fra l'altro ho visto che ci sono anche tanti esponenti, no, dal punto di vista istituzionale. Questo vuol dire che sta crescendo molto in Sicilia. Regalbuto è la città di mio padre, quindi mi fa molto piacere che abbia vinto, e speriamo che anche nel calcio a 11, diciamo, in Sicilia l'anno prossimo ci saranno tante squadre molto importanti in C1, oltre che in Serie A e in Serie B, e speriamo che possano fare bene, perché ultimamente soprattutto alle nostre parti non è andata benissimo. Perfetto, grazie Max Licari, grazie. Caporedattore del portale Pianeta Catania. Adesso è il momento di presentare le nomination sempre di futsal Serie C1, miglior dirigente: Sergio Politi del futsal Regalbuto, Giovanni Lombardo Cus Palermo, Cristian Cottone Mabonat Palermo. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora ci si rincontra tutti insieme proprio anche per festeggiare un po' in un certo senso il futsal, ed invito qui il presidente della Canoa Polo Daniele Insabella, perché tra uno sport quasi sconosciuto ad uno sport che sta crescendo, il futsal, voglio creare questo abbinamento. Ciao Daniele, ben trovato. Allora possiamo subito consegnare la busta a Daniele Insabella, così ci darà subito il nome di colui che vince come miglior dirigente di futsal Serie C1. Allora, Daniele, sei pronto? Allora, Cristian Cottone, Mabonat Palermo. Mabonat Palermo, perfetto. Questa la tengo io. Arriva la targa da consegnare a Cristian Cottone, miglior dirigente per quanto riguarda la categoria futsal dirigente Serie C1. Subito le altre due, eccole, per gli altri partecipanti, però essere presenti è fondamentale. Giovanni Lombardo e Sergio Politi. Perfetto. Allora una battuta veloce la facciamo subito con il vincente. Presidente, io credo che comunque da qui possono partire tanti nuovi progetti e il futsal che cresce, insomma questo bagno di folla serve sempre. Sì, si punta sempre sui giovani, perché il futuro sono i giovani. Infatti se io ho vinto questo premio è grazie ai ragazzi che ci hanno portato a Montecatini a fare le finale 8, e quindi questa è una cosa logica. Perfetto, complimenti ancora. Allora Giovanni, anche per te il discorso dei giovani è fondamentale, no? Assolutamente fondamentale per la tua squadra. Assolutamente, una volta che noi siamo centro universitario sportivo basiamo tutto sull'universitario, o quasi. Avete anche una bella struttura tra l'altro. Siamo fortunati, grazie all'Università di Palermo siamo fortunati. Continuate così, perché mi sa che potreste andare anche molto lontano. Sergio, invece per voi la stagione è stata buona, ma si può fare ancora di più. Per noi la stagione è stata ottima, finalmente il Regalbuto è ritornata nella piazza che conta in Serie B, e speriamo di allestire subito una grande squadra che ci permette di fare un ottimo campionato pure in Serie B. Perfetto, grazie ancora, complimenti, buon proseguo e soprattutto riposati, perché tra poco si ricomincerà di nuovo.
Allora Daniele, ho voluto abbinare il futsal con la canoa polo perché tu sei il presidente di una squadra che è molto importante nella realtà catanese. Nel frattempo possiamo già consegnarti la targa di partecipazione e la battuta nasce spontanea. Canoa polo è uno sport assolutamente particolare, bisogna essere molto affezionati sia alla palla ma anche insomma all'imbarcazione, al mare. Certo, deve piacere molto gli sport acquatici come possibilmente la pallanuoto, ha le stesse diciamo, caratteristiche perché si gioca in acqua, solo che invece di essere a nuoto sei dentro una canoa piccola, più piccola rispetto agli standard normali e giochi dentro un recinto di un campo quasi di pallanuoto. Ci sono molti giovani che partecipano? Certo, guarda, io sono responsabile anche della canoa polo nazionale, proprio adesso mi è arrivata dalla federazione l'iscrizione delle squadre under 14 in Italia che sono più di 30, perciò sta crescendo anche da questo punto di vista questo sport molto bello, molto appassionante e io rappresento, devo dire, anche una delle squadre che a Catania ha fatto la storia di questo sport, è più di 20 anni che siamo in Serie A, quest'anno per l'ennesimo anno ci giochiamo, si spera, i playoff scudetto per cercare di arrivare in alto il più possibile. E noi ve lo auguriamo, grazie a Daniela Isabella, presidente della Canoa Polo Catania. Allora, e chiudiamo con il futsal perché è arrivato il momento di presentare le nomination come miglior giocatore di Serie C1. Sono in nomination e li invitiamo qui sul palco Luigi Marchese, Mascolucia Calcio a 5, Antonio Putrino, Argirium Agira, Rosario Bonventre, Assoporto Melilli. Grazie ragazzi. Per premiarvi un giornalista doc, presidente dell'Ussi di Catania, Giacomo Cagnez, che invito qui sul palco, grazie. Ciao Giacomo. Allora consegniamo subito la busta a Giacomo, vediamo un po' chi vince come miglior giocatore, quindi insomma di una certa importanza, perché poi è Serie C1, che è una categoria anche di una certa rilevanza. Chi vince? Ma lui se l'aspetta? No, assolutamente. No, nel senso che non lo sanno. Non lo sanno. Rosario Bonventre, Assoporto Melilli. Rosario Bonventre, Assoporto Melilli. Questa la tengo io. Consegniamo a Giacomo Cagnes che la consegna a Rosario Bonventre la targa come miglior giocatore di Serie C1 Futsal. Anche agli altri due partecipanti, Antonio Putrino e Luigi Marchese, la targa per ricordare questo momento. Allora, battuta con il vincitore Rosario, che dire, è una bella soddisfazione, no? Sì, ma questa vittoria la dedico a tutta la squadra, perché nessuno diventa qualcuno grazie a qualcuno, no? E al gruppo, noi quest'anno abbiamo puntato sul gruppo, non c'è stato nessuno che voleva emergere, grazie al mister, grazie diciamo, alla società, il presidente Francesco Papalla, il mister Nuccio Orranno, e il gruppo fa sempre la differenza. Il singolo sì, ma il gruppo, l'unione fa la forza. È un premio che quindi dividi con tutti i tuoi compagni di squadra. Marchese, beh, nome storico del futsal, Marchese, insomma, nome che ha legato momenti di importanza nazionale al futsal targato Sicilia. Sei contento comunque della tua stagione? Sì, siamo contenti, abbiamo raggiunto alla fine un risultato importante a Mascolucia e ci stiamo preparando per l'anno prossimo, speriamo ancora meglio. Speriamo ancora meglio. Antonio Putrino, invece per te la stagione si può considerare più che positiva, poi tra l'altro sul palco anche del Penalty Awards. Sì, assolutamente, innanzitutto la ringrazio di cuore per l'accoglienza, è stata una stagione molto positiva con il raggiungimento della salvezza. Devo molto alla società Argirium e questo premio lo condivido anche con loro e con tutti coloro che mi sono stato sempre vicini. Perfetto, grazie ragazzi, complimenti, buon proseguo, buona estate, divertitevi perché tra poco inizia la stagione. Allora Giacomo, nel frattempo consegniamo la targa, ricordo a Giacomo. Sì, Giacomo, il futsal è in crescita, bisogna assolutamente portare avanti questa disciplina che sta raccogliendo sempre di più successi. Noi volutamente abbiamo deciso di iniziare il Penalty Awards quest'anno proprio con questo sport perché lo riteniamo uno sport che deve assolutamente crescere, anche perché lo vedo molto pulito, non so se sei d'accordo. Sono perfettamente d'accordo con te, però vorrei aggiungere anche da presidente dei giornalisti sportivi, mi corro l'obbligo di ringraziare intanto il presidente regionale che non è qui con noi, Roberto Gueli, però volevo dire, per noi lo sport è tutto, nel senso che ci interessa qualsiasi angolo dove si fa sport. Il futsal è sicuramente uno sport da seguire, ma ci sono tante altre discipline sportive che noi seguiamo. Per esempio mi fa piacere sottolineare, prima
c'era Daniele Isabella che è consigliere nazionale della federazione e tra l'altro è anche il vicepresidente di Sicilia Sport al Vertice, un consorzio con quasi 100 società sportive di grande livello, e questo a noi fa piacere perché da giornalisti vogliamo far sì che si possa veicolare lo sport a tutto tondo. Noi non facciamo distinzioni, il giornalista che fa questo mestiere può avere delle affinità, può avere delle specializzazioni, ci può essere il giornalista che fa calcio, ci può essere il giornalista che segue la canoa, la pallavolo, il basket, insomma altre discipline. Ecco, noi vogliamo la professionalizzazione perché riteniamo che lo sport sia così importante, perché ha un compito sociale che ha bisogno di professionisti. Questo lo dico perché vedo che c'è un parterre importante, c'è anche un personaggio che ha scritto pagine importanti nella nostra storia della politica e non solo, e voglio dire professionalizzare il giornalista che possa veicolare le gesta di tutti coloro che fanno sport. Ecco, questo è importante tenerlo sempre in considerazione. Grazie. Grazie a te per essere stato ancora una volta presente. Grazie. Giacomo Cagnes, presidente UCI di Catania. Allora, abbiamo fatto tutto di un fiato questa apertura proprio perché abbiamo voluto dedicare questa parte iniziale al futsal calcio a 5, anzi forse è giusto classificarlo solo futsal perché quando diciamo calcio a 5 insomma chi fa parte di questo mondo un po' storce il naso, allora noi vogliamo essere corretti e diciamo il futsal che forse probabilmente è il termine migliore. Ci prendiamo, si fa per dire, una brevissima pausa perché adesso ci sarà un momento musicale di un artista che ci accompagna quasi sempre negli eventi firmati Play Village. Lui si chiama Massimo Da, è un cantante straordinariamente positivo, giovane, un personaggio che ha fatto della sua musica un veicolo per raccontare emozioni. Noi questa sera lo incontriamo per conoscere questo suo nuovo successo, già su iTunes sta andando fortissimo. La canzone si intitola Nel vento, lui è Massimo Da. Le spine di un involucro nel deserto fra la polvere che mangerò per te. Ti cercherò dove pezzi si frantumano tra le nuvole di un cielo immenso che svuoterò per te. Ti cercherò tra le rocce di un oceano dove il sole sorge ancora nuovo, sorge per te. Delle mie follie per trascinarmi dentro, nel vento, cercherò le forze per trovare un senso. Ti cercherò dopo un sogno carismatico, dentro un fuoco sintomatico che spegnerò per te. Ti cercherò tra terreni strucciolevoli, tra le nuvole che annebbiano, che sposterò per te. Nel vento che ci avvicina, nel vento che ci trascina, nel vento delle mie follie per trascinarmi dentro. Se ci avvicina quel vento che ci trascina.
Grazie. Massimo Da con Nel Vento. Questo è il suo CD, come potete ben vedere, tra l'altro Piume bianche. bellissimo, intitolato Piume Bianche. Allora Massimo, ho detto bene, racconti emozioni con questo tuo nuovo album. Sicuramente. E questa canzone si intitola tra l'altro Nel Vento. Nel vento raccoglie, è come una sabbia che ti acceca e quindi è il massimo. Massimo, volevo sottolineare anche che tra l'altro tutto l'intero album è acquistabile su iTunes, Su no? iTunes, ma da fra pochissimo anche nei migliori negozi. Perfetto, grazie è Massimo. arrivata, le copie fisiche sono appena arrivate. Perfetto, Ciao. sono fresche. Grazie Massimo. E adesso è il momento di presentare la prima categoria e lo facciamo subito con le nomination di prima categoria. E abbiamo subito quelle legate al ruolo dell'allenatore. Sono in nomination e li invito qui sul palco: Giuseppe Indelicato, Sant'Agata, Samuele Costanzo, Sporting Eubea, Giuseppe Cammarata, Geraci. Ciao Federica. Ciao. Allora, vi sarete domandati perché è salita Federica? Perché insomma questa nomination come miglior allenatore di prima categoria è molto particolare. Mi metto da questa parte vicino a Federica, che grazie insomma di essere venuta. Purtroppo insomma, la figura del fratello che è scomparsa durante la stagione ha segnato un po' tutto il gruppo di Geraci, anche chiaramente la tua famiglia, in modo particolare la tua persona che era molto legata al fratello. E praticamente cosa è successo? Il Geraci ha deciso durante la stagione di non prendere un nuovo allenatore, di autogestirsi. Hanno vinto alla grande il campionato e lo hanno dedicato alla memoria di tuo fratello. Ed è stata una cosa bellissima. Quando l'Ajax ha preso in esame insomma, i nominativi, è venuto fuori quello di tuo fratello, perché giustamente il Geraci aveva vinto un campionato alla grande, e appunto poi c'è stata questa brutta vicenda. Che dirti, io ti ringrazio per essere stata insomma, così felice anche di accettare questa tua presenza qui sul palco, che non è facile, diciamolo pure. Sì, no, sono felicissima, ti ho ringraziato da subito, ho ringraziato chi mi ha contattato, spero che lui è fiero, ne sono sicura, e quindi lo faccio per lui tutto. Arriva spontaneo l'applauso anche del pubblico, grazie. Io invito qui sul palco per premiare quale miglior allenatore di prima categoria il presidente dell'Ajax di Catania, Renato Marletta. Ciao Renato. Ciao Renato. Allora, mettiamoci un po' più avanti perché ogni volta ci allontaniamo. Consegniamo la busta a Renato. Allora, a questo punto abbiamo 3 nominativi difficili, vediamo un po' chi vince. Vince miglior allenatore Samuele Costanzo, Sporting Eubea. Bene, questo lo tengo io. Eccola qui, la targa da consegnare a Samuele Costanzo, vincitore della targa come miglior allenatore. Intanto consegniamo, perfetto, ok, grazie. E qui ci sono quelle per Giuseppe Indelicato e Giuseppe Cammarata, e per l'occasione sarà Federica a riceverla. Perfetto. Allora guarda, a Federica la mettiamo al centro, ecco qui, alla memoria anche di Giuseppe Cammarata. Allora, una battuta subito con il vincente doppio, perché hai vinto la Coppa Sicilia con lo Sporting Eubea, hai vinto anche il campionato, insomma meglio di così non poteva andare questa stagione 2015-2016. Una stagione indimenticabile, la prima è iniziata bene, ma comunque il merito è soprattutto dei ragazzi che hanno fatto qualcosa di strepitoso, hanno scritto la storia del calcio dilettantistico. Vincere il campionato e vincere la Coppa penso che non si ripeta ogni anno, quindi io questo premio lo dedico alla società che mi ha dato la possibilità a 27 anni di iniziare ad allenare, e ai ragazzi che hanno fatto una stagione importantissima. Avete sentito bene, allenare già a 27 anni, mentre invece tu 27 non ce li hai,
però ti sei rimesso in gioco e devo dire che hai portato il D'Agata ad un livello pazzesco, hai vinto un campionato bellissimo, anche insomma sovvertendo alcuni pronostici che inizialmente vi classificavano come una squadra un po' ribelle, però tu li hai acquietati tutti e hai fatto poi un campionato meraviglioso, quindi complimenti anche a Giuseppe Indelicato. Grazie, grazie, è vero, l'anno precedente c'era questa etichetta, qua siamo riusciti quest'anno quantomeno a ritornare nel calcio che conta, nel senso senza risse e senza niente, per cui da questo punto di vista ringrazio tutti i miei calciatori e ringrazio i miei dirigenti che hanno supportato questa situazione. Grazie a Giuseppe Indelicato. Allora, non ha vinto, però è nei nostri cuori e nei nostri pensieri tuo fratello. Grazie, sicuramente questo mi ha fatto tanto piacere, lo ricorderò e dico soltanto che è dura quello che ha fatto lui a soli 30 anni, è riuscito comunque a vincere 2 o 3 campionati e sono fiera di lui nonostante... E poi soprattutto a farsi volere bene da tutta la squadra. Esatto, soprattutto che non hanno voluto nessun allenatore perché loro tenevano proprio a lui. Perfetto. Grazie Federica Cammarata che ha ritirato il premio per Giuseppe. Grazie, vi congedo. Grazie Giuseppe, grazie. Allora, complimenti ancora a Samuele, consegniamo nel frattempo la targa a Renato per la sua partecipazione, mettiamoci un po' più al centro. Volevo ringraziare tutti gli intervenuti, ringraziare te per quello che fai per il nostro movimento, perché in effetti il calcio dilettantistico con te vive di luce propria, e soprattutto volevo ricordare agli allenatori presenti che il giorno 8 abbiamo l'assemblea dell'AIAC al Borghetto Europa, alle 17 ci sarà poi un incontro con Pino Rigoli, il 14 faremo il corso d'aggiornamento terzo modulo al Tennis Club Umberto e il 17 una chicca un po' per tutti, purtroppo parteciperemo solo in 20, c'è una gara amichevole con i ragazzi dell'IBM di Bicocca, per cui insomma faremo felici tanti giovani portando Mascara, Spinesi, Pantalenni e qualche giocatore importante, per cui insomma siamo sempre in movimento in attesa che al 30 giugno siamo tutti scadenti, ci saranno poi il rinnovo delle cariche sociali. Vedi qua il 30 giugno c'è tempo. Grazie Renato, grazie ancora Renato Marretta, attenzione perché la scala è pericolosa. Allora, dopo le nomination come miglior allenatore, quindi la premiazione di Samuele Costanzo, è la volta di conoscere le nomination come miglior dirigente di prima categoria. Sono in nomination e li invitiamo qui sul palco Gaetano Brunetto, Giardini Naxos, Vincenzo Gammino, Nuova Caccamo e Stefano Barresi, Terme Vigliatore. Salve Presidente, non riesco a vedere Brunetto, non è arrivato forse? Non è arrivato Brunetto, ahimè. Adesso chiamiamo colui che vi premia perché è un manager sportivo, lui si chiama Davide Santonocito che invito qui sul palco per consegnare la targa quale miglior dirigente per quanto riguarda la prima categoria. Eccolo qua Davide Santonocito, ciao Davide, ben trovato. Allora, portiamo la busta da consegnare subito a Davide Santonocito, sarà lui a comunicare il nome di colui che vince. Allora, apriamo questa busta, vediamo un attimo, vince come miglior dirigente di prima categoria. The winner is Vincenzo Gammino, Nuova Caccamo. Nuova Caccamo, perfetto, grazie, complimenti Presidente. Allora, prendi la targa, puoi prendere la targa e la consegniamo a Vincenzo Gammino. Eccola qui, perfetto, ok. Prendiamo anche l'altra da consegnare al perdente, ma rimane comunque sempre una bella soddisfazione. Prendiamo l'altra targa da consegnare al presidente del Terme Vigliatore. Eccolo qua, perfetto. Nel frattempo io faccio una battuta con il presidente. Nuova Caccamo, ho visto alcune immagini di grande festa, la voglia matta di ricominciare a essere protagonisti in un calcio che non è più quello della prima categoria, perché adesso la promozione sarà leggermente più impegnativa. Sì, sicuramente. Intanto voglio ringraziare voi dell'invito e vi devo fare i complimenti per questa maestosa organizzazione. Poi sicuramente tutto questo non succede per caso, perché insomma tutto è stato programmato, tutto
con molta passione. Mi sento di ringraziare tutti i dirigenti della Polisportiva Caccamo, perché sono stati tutti impeccabili nel proprio ruolo e nel rispetto, dico sempre, delle regole, perché senza regole non si va da nessuna parte. Assolutamente, giusto Presidente. Presidente, lei mi chiacchiera con un manager sportivo, chissà, forse per nuove idee, per lanciare sempre di più questo Terme Vigliatore. Sì, quest'anno comunque è stato ricco di soddisfazioni, soprattutto per noi che ci premia la Coppa Disciplina, aver vinto la Coppa Disciplina della prima categoria tutta la Sicilia è stato il premio migliore di tutti. Perfetto, complimenti, grazie per aver partecipato al Penalty Awards. Perfetto, allora consegniamo a Davide Santonocito la targa per la sua partecipazione. Una battuta veloce a colui che quest'inverno ha organizzato un evento importante che si chiama Etna Sud, ma un manager non è soltanto un organizzatore di tornei, ma è anche un costruttore di società, un costruttore anche di progetti che debbono veramente durare il più a lungo possibile. Per fare un esempio culinario, è come chi ha un ristorante e fa di tutto. Il manager deve pensare a tutto, deve programmare da chi lava i pavimenti a chi ha lo chef, a chi deve stare alla cassa. Però se è un manager che parte dalla Sicilia forse qualche difficoltà ce l'ha in più. Ma come tu pensavi ho girato il mondo per formarmi, in Sicilia è un po' difficile. Perfetto, allora ti auguriamo una buona stagione, grazie Davide Santonocito. Allora, dopo il miglior dirigente è la volta di conoscere le nomination come miglior giocatore di prima categoria ed invito qui sul palco Alessandro Barbagallo del Calatabbiano, Nico Fleres, Real Rometta, Alessandro Piazzese, Castronovo. Non vedo Nico Fleres, mi aveva detto che era arrivato. Si sarà disperso. Mettetevi qui al centro ragazzi, perché adesso sarete comunque voi due da soli a concorrere. Allora vi invito qui sul palco per premiare quale miglior giocatore di prima categoria, che insomma è un ruolo importante, perché insomma il migliore degli 8 gironi. Portiamo la busta cortesemente a Renato per comunicare il nome del vincitore come miglior giocatore di prima categoria. È un mio ex giocatore, con piacere, così come Samuele Costanzo, Alessandro Barbagallo, Calatabbiano. Calatabbiano, perfetto. Alessandro, complimenti. Nella prima edizione Alessandro era in nomination sempre come giocatore, uno dei migliori giocatori di prima categoria, è andata male, quest'anno invece evidentemente è andata bene. Consegniamo ad Alessandro la targa, perfetto, l'altra per Alessandro Piazzese e basta, perfetto, grazie. Allora, nel frattempo una battuta la facciamo subito con il vincitore, fotografie di rito. Allora, Alessandro, devo dire che il Calatabbiano quest'anno ha sorpreso tutti, programmazione, i tuoi soliti 25 gol giù di lì, a dimostrazione che a questo punto mi raccomando per la prossima stagione, perché il Calatabbiano fa sempre delle cose belle, però poi appena arriva in promozione sembra un po' cadere insomma, e zoppicare vistosamente. No, credo che invece il Calatabbiano l'anno prossimo farà un ottimo campionato di promozione, perché dopo 35 anni ha raggiunto l'obiettivo e credo che va premiato questo sforzo, quindi penso di rimanere lì anch'io. Perfetto, magari con i tuoi soliti gol. Tu invece di gol ne hai fatti tantissimi, non avete vinto nessun campionato, ci siete andati vicini, avete fatto i playoff, però credo che la soddisfazione di essere inserito come uno dei migliori giocatori, perché i gol sono stati tanti, è doppia. Sei venuto dall'altra parte della Sicilia, ti ringraziamo, la partecipazione è sempre importante per anche veicolare l'altra parte di una Sicilia che gioca sempre anche un bel calcio. È successo? Si è sentito male? Ha avuto un mancamento, va bene, succede, facciamo un applauso ad Alessandro, ha avuto un problema, spero un po' d'acqua, evidentemente ha avuto un mancamento, va bene, eventualmente poi lo ricoinvolgiamo con più calma. Grazie Alessandro, grazie Renato, io proseguo perché adesso è il momento di presentare uno dei primi 5 premi speciali che abbiamo inserito quest'anno in questa terza edizione del Penalty Awards. Il premio si chiama Un uomo per lo sport e sono molto contento e lusingato della presenza questa sera di colui che vince questo premio, il senatore Carlo Vizzini, che invito qui sul palco.
Buonasera senatore. Allora, un uomo per lo sport è uno sport che ci coinvolge, che ci fa cascare malati, facciamo tanti sacrifici, ogni domenica la partita, tante amarezze, anche tante gioie. Ma questo calcio dove vuole arrivare adesso, in questo momento? Ma intanto non capisco come potrebbe essere un uomo senza sport, nel senso che lo sport deve fare parte della vita di ognuno di noi, da sportivo, da praticante attivo, da tifoso, se è possibile dirlo. E il calcio sta maluccio come sta maluccio il paese in questo momento, nel senso che uno la mattina si sveglia, il giorno prima ha comprato dai cinesi una maglietta e si accorge che i cinesi hanno comprato l'Inter. E allora comincia la preoccupazione. Ce li stanno portando via comunque queste squadre importanti, ho questa sensazione. Beh, per la verità dei fatti, in Sicilia dalla fine degli anni 70, primi degli anni 80 in poi, i nostrani non ce la facevano a fare calcio. E quindi non sarà cinese, ma anche noi a Palermo abbiamo uno che certamente è nato un po' lontano da Palermo. Dall'altra parte dell'Italia. Si vede che in questo momento gli italiani ce la fanno poco, ce la fanno male. Vediamo giocare tanti di quegli stranieri e poi si vedono tanti dilettanti che potrebbero essere coltivati dalle serie minori per poi farli esordire. I famosi settori giovanili che dovrebbero essere... Capita poi che per esempio qualcuno si innamora di tutti quelli che si chiamano con la H finale, no? E ne compra, che so, li compra a coppie, a terzetti. Non sempre sono dei giocatori ad hoc. Magari li deve rimandare da dove vengono perché non sanno giocare, mentre faccio il caso del Palermo che rischiava seriamente di retrocedere, mentre i giovani del Palermo sono arrivati alle finali di tutti i campionati che disputa e non uno è stato fatto giocare con la prima squadra, come pure sarebbe stato giusto. Poi qui del calcio la sapete lunga e voglio dirlo qui. Con tanta sofferenza, devo dire, la sappiamo lunga con tanta sofferenza. Pur essendo tra quelli che considera come dire, la rivalità calcistica tra le città di questa terra un fatto che se resta contenuto nella satira, nello sfottò, deve sempre esserci, ma il sogno che io ho sempre dichiarato pubblicamente è quello di vedere giocare una volta nella mia vita una partita Palermo-Catania in uno stadio senza barriere. Che bella, questa è una bella cosa, una bellissima cosa. E giustamente da un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport è la frase più bella che poteva nascere. Per la verità il mio traguardo più importante attivamente nello sport è stato quello di essere presidente di una squadra di prima categoria che era il Carini, che ho portato in promozione. Poi finirono i soldi e me ne sono dovuto andare. Benissimo. Io invito qui sul palco per premiare come un uomo per lo sport il premio speciale di Penalty Awards Teresa Chiara, presidente della FIGC di Catania. Buonasera Presidente. Ok, consegniamo a questo punto al senatore Carlo Vizzini il premio Un uomo per lo sport per il Penalty Awards 2016. Grazie. Aspetti un attimo, perché voglio sentire anche il parere se una donna... Lo dico io il mio, essere premiato da lei vale il viaggio che ho fatto per venire qui da Palermo. Va bene, allora può aspettare ancora qualche secondo. Presidente, è un uomo per lo sport a 360 gradi, un uomo che vive veramente anche l'amarezza e la gioia dello sport, anche e soprattutto del suo Palermo. Di tutto quello che ha detto, la cosa che mi è piaciuta di più è proprio sentire di voler giocare una partita senza barriere. È quello per cui stiamo lavorando già dal settore giovanile, perché dall'attività di base del settore giovanile dove bisogna iniziare a lavorare per trasferire quei valori veri dello sport e che solo il calcio può dare. Sicuramente crediamo tutti nel valore positivo che il calcio può trasmettere, perché è quello che noi desideriamo come federazione. Sentito che bella risposta. Grazie senatore Carlo Vizzini. Allora, Presidente, la FIGC
si sta evolvendo sempre di più, l'ingresso di nuovi dirigenti, una donna in modo particolare, fa sì che questo sport che noi amiamo, noi del calcio dilettantistico per esempio cerchiamo di portare avanti un progetto con tanti sacrifici, facciamo in modo che venga conosciuto da più persone, però sappiamo benissimo che spesso e volentieri il calcio dilettantistico e i media un po' lo sottovalutano. Sì, in effetti, però bisogna dire che ultimamente sia i giornalisti che le TV stanno aprendo di più le porte al calcio dilettantistico, è quello più numeroso, è quello dove i ragazzi iniziano a giocare per la prima volta. Io vorrei che avesse più voce, che le società avessero più voce, perché i sacrifici che fanno i nostri dirigenti, i nostri giocatori e anche i nostri allenatori sono molto più forti. Con poche risorse riescono ad raggiungere degli obiettivi fortissimi, quindi noi cerchiamo di essere vicini a queste società per supportarle, aiutarle quando hanno difficoltà o vogliono parlare con noi. Siamo sempre disponibili. È vero, sotto questo punto di vista la vostra è una presenza vera, attiva, positiva. Consegniamo una targa ricordo anche a Teresa Chiara, presidente delegato della FIGC di Catania. Grazie Presidente, grazie. I premi speciali sono 5, subito il secondo perché c'è un incastro di orari, di aereo, quindi dobbiamo assolutamente inserirlo, ma con tanto piacere subito in questa prima parte della nostra manifestazione. Abbiamo il premio speciale Stampa 2016 ad un ragazzo catanese che racconta il calcio in scala nazionale, Peppe Di Stefano. Ciao Peppe. Allora, ho detto bene, lo racconti in maniera spontanea, è un calcio che non ci appartiene più ormai da un po' di tempo a questa parte, però devo dire che sei molto puntiglioso, poi tra l'altro ci racconti le vicende del Milan che sono anni luce da quelli che sono un po' i nostri progetti attuali. No, è vero, grazie intanto del premio, grazie di questa convocazione, io poi lo sanno chi mi conosce qua, sono molto legato alla mia terra, è vero che racconto il Milan, ma ieri ad esempio quando ho raccontato le vicende del Catania nel piccolo è una cosa che mi rendeva orgoglioso forse più di dare una notizia sul Milan, quindi mi sento molto legato a voi, al calcio dilettanti, io arrivo dalla federazione gioco calcio e quindi sono molto legato a loro, a tutti i dirigenti, a chi c'è stato prima e chi ci sarà domani. Noi siamo contenti perché insomma quando si torna a casa fa sempre piacere perché appunto si rincontrano tanti amici e se poi l'occasione è un premio credo che la gioia è doppia. Io credo che la distanza poi non la fa il tempo, non la fanno i chilometri, non la fanno le categorie. Penso che poi non c'è distanza tra quello che racconto io e quello che magari si vive qui. Io spero davvero che... Io sono figlio del calcio Catania di 10 anni fa, io ho sfruttato l'onda, io sono salito su quel carro perché mi sono messo in mostra, perché lo Monaco aveva ragione quando disse se fai una squadra in Serie C sei giornalista di Serie C, se sei una squadra in Serie B e se fai una squadra in Serie A sei giornalista di Serie A. Ho avuto l'opportunità, l'ho sfruttata e spero di... È andata bene. In questo caso chiamo Chris Grasso, GS Sport, sarà lui a consegnarti, lui è un giornalista sportivo di Sesta Rete, televisione che insomma ti ha visto anche crescere come anche del resto il sottoscritto. Abbiamo Chris Grasso, conosci Peppe Di Stefano, eccolo qua. A questo punto consegniamo a Chris Grasso che la consegna a Peppe Di Stefano il premio speciale Stampa 2016 per il Penalty Awards, eccolo qua, grazie. Grazie Peppe, grazie di tutto per essere stato con noi al Penalty Awards, Peppe Di Stefano. All'interno di questa bellissima struttura che è il centro commerciale Le Ginestre c'è un punto vendita importantissimo che è GS Sport. Tu sei un giornalista ma in questo caso anche un imprenditore legato sempre al mondo dello sport. Sì, noi siamo partner del premio, abbiamo avuto l'onore e il piacere di esserti vicino in questa terza edizione. Sì, siamo proprio in galleria, chi vuole venirci a trovare dopo sarà ben accolto con sconti speciali. Perfetto, grazie, ti ricoinvolgerò più tardi. Grazie a Chris Grasso.
Bene, a questo punto parliamo di promozione e lo facciamo con le solite nomination riguardanti il portiere, il difensore, il centrocampista, l'attaccante, il dirigente e l'allenatore. Iniziamo subito con i 3 nominati per quanto riguarda i portieri. Vanno in nomination, li invitiamo qui sul palco: Vincenzo Colonna del Biancavilla, Marco Caserta Sant'Agata di Militello, Marco Amendola Sport Club Nissa. Abbiamo avuto una defezione. Sta arrivando, è per strada, va bene, eventualmente. Ciao, come stai? Allora, noi non sappiamo chi ha vinto questo ruolo del Penalty Awards. Manca in questo momento il terzo, che è Marco Amendola, ha avuto un contrattempo e per strada, quindi a prescindere da tutto noi apriamo la busta, se vince lui bene, glielo consegneremo dopo, ma essere stati presenti è sicuramente importantissimo. Allora portiamo qui la busta ed invito qui sul palco Giacomo Priolo della Jeunesse, tecnico giovanile. Giacomo Priolo, eccolo qua, sarà lui a consegnare l'eventuale targa al vincitore come miglior portiere. Eccolo qua, consegniamo la busta, vedremo chi ha vinto perché non ho visto le buste, ve lo dico subito. Vince Marco Amendola, Nissa Sport Club. Ecco, perfetto, ad hoc. Ha vinto Marco, che è assente, però vi consegniamo lo stesso giustamente le targhe e scambieremo una battuta. Consegniamo le targhe ai 2 ragazzi che vanno in nomination, Vincenzo Colonna e Marco Caserta, che tra l'altro l'anno scorso era sempre in nomination, se non sbaglio. Non c'è 2 senza 3, chissà, forse per la prossima stagione. Però è andata bene perché col Sant'Agata è andata una stagione meravigliosa. Il portiere del Biancavilla. Allora, una battuta veloce con voi, però vi allontanate sempre dal palco, avvicinatevi. Allora, Marco, l'anno scorso è andata bene con il Rocca, se non sbaglio, quest'anno anche col Sant'Agata, vince ogni anno il campionato, va in nomination, però l'importante è starci dentro e soprattutto ho visto che lavori anche con i ragazzini, questa è una cosa meravigliosa. Sì, l'obiettivo di quest'anno, come l'anno scorso con Rocca, era vincere il campionato. Siamo stati primi dalla prima giornata fino all'ultimo, tranne quando abbiamo riposato, che il Torre Grotte ci aveva superato. Quanto riguarda i bambini, sì, è una mia passione, sia i bambini a livello normale che a livello sportivo. Mi piace tanto allenarli e mi piace stare... Ancora sei troppo giovane per allenare, quindi vai benissimo in porta. Biancavilla, stagione pazzesca quest'anno, avete veramente fatto un play, 2 mesi prima della fine della stagione eravate già con un piede e mezzo addirittura in eccellenza. Anche la tua figura è stata importantissima per questo campionato super vincente. Sì, devo dire intanto grazie alla società, allo staff tecnico, all'allenatore, perché innanzitutto è un successo loro e poi anche se sono qui grazie ai miei compagni di squadra. Perfetto, lo dedichi a loro allora questo premio. Grazie ragazzi, grazie a Marco e grazie anche al portiere Colonna. Giacomo, non scappare perché abbiamo anche per te una targa ricordo per la tua partecipazione al Penalty Awards. Giacomo Priolo è un allenatore giovanile, quest'anno con la rappresentativa devo dire che non è andata bene come la scorsa stagione, ma è sempre soddisfacente. Oltre a questo sei anche allenatore di base in una scuola calcio che ogni anno migliora sempre di più, che è la Jeunesse. Diciamo che più che migliorare la cosa principale è stare con i bambini e farli stare bene, soprattutto nella realtà, nel sport, sincerità. Non è facile, noi cerchiamo di sbagliare il meno possibile perché i bambini abbiamo una grossa responsabilità e tendiamo sempre di farli divertire, la cosa principale è questa, senza mai promettere niente, cose che ultimamente purtroppo in giro si sente dire. È la volta adesso delle nomination per quanto riguarda il miglior difensore, sempre della categoria promozione. Sono in nomination, li invitiamo qui sul palco: Vincenzo Terranova Belpasso, Francesco Italiano Sport Club Nissa e Francesco Sardina del Casteldaccia. Eccoci qui, ciao Francesco, ciao Vincenzo. Trovata la strada? Sì. Ok. Devo dire che il ruolo del difensore è sempre un ruolo molto difficile perché insomma è anche una forma di equilibrio all'interno del gruppo, della squadra, del gioco. Se sbaglia un difensore
si vede, se sbaglia il centrocampista un po' meno, però va bene. Allora, vediamo un po' chi vi consegna il premio. Sì, ho il piacere di avere qui sul palco una ex bandiera dell'Agrigento Calcio. Parliamo di Lillo Capraro, che è anche tra l'altro un delegato dell'AIAC appunto di Agrigento. Eccolo qua Lillo, guarda, te l'ho messi proprio apposta. Lillo Capraro. Allora, siamo pronti? Consegniamo la busta a Lillo, che ci comunica subito il nome di colui che vince come miglior difensore del campionato di promozione. Vince Vincenzo Terranova Belpasso. Vincenzo Terranova Belpasso, complimenti. Allora, questa la tengo io. Consegniamo a Vincenzo Terranova, miglior difensore della stagione del Belpasso. Vittoria in Coppa tra l'altro, quindi perfetto. Consegniamo anche le altre 2 targhe agli altri 2 atleti, Francesco Sardina e poi anche Francesco Italiano. Perfetto. Allora non scappate perché una battuta la facciamo subito, però prima la facciamo con Vincenzo. Vincenzo, quest'anno come l'anno scorso, vittoria di Coppa, categoria guadagnata anche per la prossima stagione, un'eccellenza che si presenta difficile, ma credo che ancora una volta la vostra squadra, il vostro gruppo, la tua esperienza potrà dare una grandissima mano d'aiuto a tutto l'entourage. Sì, diciamo che abbiamo preso gusto con la Coppa perché 2 anni consecutivi che la vinciamo, quindi sì, ci sarà un organigramma da fare, da attenzionare con molta attenzione appunto, quindi adesso sta alla società un po' preparare la stagione che si verrà a presentare. E tu sei molto fiducioso e sarai ancora una volta ai nastri di partenza. Francesco Italiano invece difensore della Nissa, che anche insomma ha fatto un campionato meraviglioso, ha vinto abbondantemente già con parecchie settimane il campionato, una Nissa che non può assolutamente mancare nel calcio che conta, quindi credo che insomma tutta la dirigenza e tutto il gruppo sta costruendo un progetto che deve durare nel tempo. Sicuramente abbiamo riportato il calcio che conta a Caltanissetta. Volevo condividere questo premio con i miei compagni di squadra e con la società che ha fatto sì di fare questo campionato importante. Perfetto, complimenti. Francesco, dico, stare tra i 3 è sempre importante. La tua è una esperienza incredibile nel calcio dilettantistico e non solo, a dimostrazione che comunque poi ogni domenica l'importante è giocare, perché rincorrere un pallone per voi giovani è sempre la cosa più bella, l'emozione più forte. Giovani, insomma, sì, uno gioca per passione, quindi alla fine noi ci alleniamo, corriamo. Perché fate dei sacrifici? Lo facciamo anche senza guadagnare magari nulla. Ed è un piacere essere qua con voi e ringrazio tutti per questo premio. Grazie, grazie ragazzi, ai difensori del campionato di promozione, grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti Vincenzo, complimenti. Allora, Lillo, tu sei stato un difensore, insomma, vedi un po', guarda un po' che ragazzoni, il difensore vecchio stampo, un po' anche rozzo, un po' è passato di moda, adesso sono molto più tecnici, non so se sei d'accordo su questa cosa. Sì, ormai prevale la tecnica dall'agonismo e quindi dico è giusto che magari oggi il giocatore sia più tecnico, ma tutto dipende, avendo le basi, se si parte da una base di una buona scuola calcio, se si fa calcio, allora sì, ma ai tempi miei quando io giocavo in mezzo alla strada, non c'erano campetti. Erano altri tempi. Non c'erano i campetti in erba sintetica, c'era un pezzettino, trovavamo una cosa rotonda e giocavamo tutti a calcio. Un calcio d'altri tempi appunto. Consegniamo una targa ricordo a Lillo Capraro, delegato AIAC della provincia di Agrigento, grazie per essere stato con noi Lillo. È il momento di presentare un altro artista ospite all'interno del nostro Penalty Awards 2016. Lui in questo momento è il cantante del momento con il disco del momento. Con noi Paolo Antonio. Le mani. Yes. Dopo nota, goccia dopo goccia, questo è il brano giusto da cantare nella doccia. Semplici parole, sole, cuore, amore, questo
questo è proprio quello che si dice un tormentone. E parte il ritornello prima che cambi stazione. Il disco del momento, la gente canterà. Il disco del momento, la radio esploderà. Cassa in 4 quarti per movimentarti. Questo è il brano giusto da suonare ad ogni party. Quel tipo di canzone che mette buon umore, che scala le classifiche, che piace alle persone, che puoi comprare a 0,99. Il disco del momento, la gente canterà. Il disco del momento, la radio esploderà. Il disco del momento, la gente canterà. Il disco del momento, la radio esploderà. Piace alle mamme, ai bambini, ai bagnanti, ai bagnini, da nord fino a sud. Piace ai teenager, piace anche ai manager, devi ascoltarlo anche tu. Potrà commuoverti o darti la carica per sopportare lo stress. Legalo a fasi di vita ed eleggilo a sigla del tuo weekend. Il disco del momento, la radio esploderà. La gente canterà. La radio esploderà. La rete impazzirà. E poi si scorderà. La gente canterà. La radio esploderà. La rete impazzirà. E poi si scorderà. E poi Il disco del momento, Paolo Antonio. Grazie mille. Ciao Antonio, grazie per essere stato con noi. Il Grazie tuo a disco voi. sta andando fortissimo, Alla è veramente grande. il disco del momento. Speriamo. Complimenti. Incrociamo le Paolo Antonio. Grazie, buona serata. Grazie Antonio. È la volta dei centrocampisti e chiamo qui sul palco i 3 che vanno in nomination, che sono in nomination: Rosario Iuculano, Sant'Agata di Militello, Claudio Lamia, Riviera Marmi e Fabio Martino del Canicattì. Ale, ale, ale. Ciao. Eccolo qua anche Lamia. Salve. Complimenti, perché stare in nomination è sempre un grande successo. E chiamo qui sul palco per premiare il miglior centrocampista il giornalista Franco Anastasi, che avevo visto, eccolo qua, perfetto. Ecco, Franco Anastasi, giornalista sportivo, conosce tutto e tutti, quasi tutti. Ciao Franco, ben trovato, ben trovato. Allora, arriva subito la... no, non andar via. Arriva subito la busta, pronta per essere letta, con il nome come miglior centrocampista della categoria promozione. Sono tutti bravi. Lo sappiamo. Allora, categoria promozione, migliore centrocampista Claudio Lamia, Riviera Marmi. Oh, bene, bene, bene. Ok. Allora, subito consegniamo a Claudio Lamia, consegniamo la targa a Claudio Lamia. Arrivano le altre 2 subito per quanto riguarda Iuculano e Fabio Martino. Dico bene, Canicattì che stanno ci ha fatto sognare,
Eccole qui, arrivano, sarà sempre Franco Anastasi a consegnarle. Iuculano, perfetto, complimenti, e anche a Fabio Martino del Canicattì. Perfetto. Allora la battuta subito veloce dobbiamo farlo con Claudio Lamia, perché devo dire che quest'anno il Riviera Marmi ci ha veramente fatto sognare, nel senso che ha giocato bene, ha vinto un campionato, credo che stia costruendo un bel progetto anche per il proseguo degli anni, adesso bisogna dare un seguito giusto e doveroso. Sì, diciamo che avevamo un compito quest'anno importante, che era quello di riportare la Riviera Marmi nella massima categoria regionale. E ci siamo riusciti, abbiamo fatto grandi cose, merito di tutti, gruppo fantastico, dirigenza e tutto. Speriamo di continuare su questa strada. Certo. Tra l'altro con un premio che giustamente va diviso con il gruppo. Iuculano, Messina ancora una volta presente in questo Penalty Awards, a dimostrazione che questa è una provincia che gioca molto bene al calcio. Sì, da noi il calcio è sentito, specialmente quello dilettantistico, non quello professionistico, anche in Sicilia. Sì, quest'anno è stato un anno molto duro perché ci siamo confrontati pure con Riviera Marmi, una bella squadra anche loro, ci siamo meritati la nostra promozione e ce l'abbiamo fatta. E il prossimo anno bisogna ritornare di nuovo in campo presto, ancora più determinati. E voi non ce l'avete fatta, ma avete fatto un girone di ritorno pazzesco. Canicattì con il mister e tutta la dirigenza ha fatto un lavoro meraviglioso, la conferma è l'autonomination come uno dei migliori centrocampisti. Sì, praticamente abbiamo fatto quasi tutte vittorie, all'ultimo abbiamo perso i rigori. Dispiace, però il pallone è questo. Ci rifaremo il prossimo anno. Bene, complimenti. Grazie ragazzi ai centrocampisti del campionato di promozione. Grazie ancora, grazie ancora, grazie ancora. Allora Franco, vieni qui, 30 secondi giusti e doverosi per ricordare ancora una volta la tua presenza all'interno del Penalty Awards. 3 anni, il primo anno lo hai vinto, il secondo e il terzo stai già premiando, sei già quasi una mezza istituzione anche all'interno di questa manifestazione. Io ti ringrazio per la gentilezza e per avermi anche quest'anno invitato a partecipare, e io sono contento di partecipare. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo una targa anche per Franco Anastasi per ricordare appunto questa sua partecipazione all'interno di questa terza edizione. Grazie, grazie, grazie. Il bacio alla penaltina, complimenti. Grazie a Franco Anastasi. Allora, ritorniamo a parlare dei premi speciali e lo facciamo adesso con un premio assolutamente originale che abbiamo istituito in questa terza edizione del Penalty Awards, è il premio Solidarietà. Da quest'anno vogliamo premiare puntualmente d'estate all'interno della nostra manifestazione un evento che si è particolarmente contraddistinto tra i tanti, soprattutto magari un evento legato al mondo dello sport. Il premio speciale Solidarietà 2016 all'interno del Penalty Awards quest'anno è assegnato a Luca Napoli. Ciao Luca, grazie, grazie per essere venuto. Il premio giusto e doveroso perché il tuo evento, quest'anno tra l'altro giunta all'11ª edizione, è un premio che ormai sta diventando un'istituzione. Riempi lo stadio Cibali, ex stadio Cibali, come non mai. Quest'anno tra l'altro con grandi problemi, insomma in Lega Pro non si è mai vista tanta gente, quindi è una doppia soddisfazione anche per te. Sì, e con Salvo La Rosa che ha giocato anche quest'anno, quindi no, scherzi a parte, che poi la verità io vi ringrazio per questo riconoscimento. Un evento che dura da 11 anni, dal 31 gennaio 2004, quindi siamo contenti di poter portare questa ventata di spettacolo con l'aggiunta di tantissimi sportivi, con questo incasso che va a favore dei catanesi. Questa è stata una nostra prerogativa da sempre e speriamo di poter continuare negli anni in questa direzione. E io credo che ci riuscirete perché l'idea è vincente e soprattutto la solidarietà è diretta, arriva subito. E sarà il presidente della FIGC Sicilia, Santino Lopresti, a premiarti. Quindi invito subito qui anche il presidente, la solidarietà in prima fila. Pronta la targa per quanto riguarda Luca Napoli, eccola qua, la consegniamo al presidente Santino Lopresti che la consegna a Luca Napoli, Italia 20, per questa bella iniziativa di solidarietà. Grazie, grazie Presidente.
Luca, in bocca al lupo e pronti per la 12ª. Grazie, volevo soltanto ringraziare e salutare il Joker Riccardo Orsi, che è il mister dei giornalisti, quindi al prossimo anno. Grazie. Grazie Luca Napoli. Allora, ritorniamo subito a premiare i giocatori per quanto riguarda il campionato di promozione. Abbiamo subito le nomination come migliore attaccante. Abbiamo per la categoria promozione Rosario Rasà del Torre Grotta, Attilio Sirugo del Real Avola ed Emanuele Garozzo, Città di Catania. Torre Grotta, Avola e Catania, le 3 realtà calcistiche. Ciao Emanuele, benvenuto. È un gradino infame quello, state attenti. Ciao Attilio. Salve. Ok, il ruolo dell'attaccante è sempre importantissimo. Se non si fa gol, insomma, si soffre soprattutto la squadra, il dirigente, che poi magari possibilmente dice: se non fate gol quest'anno il prossimo anno vi state a casa. Allora vediamo un po' chi vi premia. Vi premia un giornalista di Palermo, grande amico di Penalty, Michele Sardo, che invito qui sul palco. Eccolo qua, Michele Sardo. Ciao Michele, ben trovato. Allora, subito la busta Michele Sardo per conoscere il nome di colui che vince come miglior attaccante del campionato di promozione. È un ruolo pesante, è un ruolo importantissimo. Girala, perfetto. Allora, miglior attaccante stagione 2015-2016, Attilio Sirugo del Real Avola. Bene, grazie. Eccola qua la targa, che la consegniamo ad Attilio. E la consegniamo anche tra qualche istante agli altri 2 concorrenti, ma non si è concorrenti quando si è in nomination, perché è una grandissima soddisfazione. Rosario Rasà, eccola qui, questa è di Rosario Rasà, ci confondiamo, perfetto. Questa invece è di Emanuele Garozzo. Allora una battuta subito con Attilio. Attilio, il Real Avola con insomma, la lotteria dei calci di rigori ce l'ha fatta, ma devo dire che il progetto del presidente e di tutto lo staff tecnico alla fine ha raggiunto l'obiettivo, quello di ritornare finalmente ad Avola con un campionato di eccellenza in mano. Assolutamente sì, ci siamo riusciti all'ultima gara utile contro una squadra attrezzatissima come il Canicattì ai rigori. Dopo tanta sofferenza, però l'obiettivo era troppo importante. Condivido questo premio con tutto lo staff tecnico, con la squadra, con tutti i tifosi che ci hanno seguito, la società. Penso sia il premio di tutti loro e ringrazio voi per questo. Grazie a te per essere stato presente. Torre Grotta, che anche lui insomma il campionato l'ha vinto attraverso la lotteria dei playoff, ma con la soddisfazione anche di aver fatto tu personalmente un campionato stratosferico. Sì, ho fatto un ottimo campionato grazie ai miei compagni, che giustamente senza di loro l'attaccante non può segnare. E come Torre Grotta abbiamo fatto un grandissimo campionato, abbiamo vinto ai playoff, ai rigori, è una soddisfazione enorme. Adesso bisogna lavorare per la prossima stagione, così come deve lavorare la prossima stagione anche e soprattutto il Città di Catania, che il campionato non l'ha vinto, ha perso i playoff, ma questo è un ragazzo che ogni anno meno di 15 gol non li fa, ne fa sempre di più, quindi insomma tenersi stretto Emanuele Garozzo anche per la prossima stagione al Città di Catania, insomma, è l'obiettivo più importante. Sì, più che altro portarli a vincere magari qualcosa, perché da 3 anni a questa parte la società è cresciuta tanto. Volevamo regalargli il salto di categoria, però purtroppo i playoff, come ben sapete, sono un terno al lotto, e quindi alla fine è andata così. Dedico questo premio, che comunque è importantissimo, alle persone che mi stanno più vicino, che è la mia famiglia, che mi permette ovviamente poi dopo il lavoro di andare a divertirmi e a coronare questo sogno per il Città di Catania, che potrebbe essere importante per la prossima stagione. Perfetto, è giusto, perché l'idea del dilettantismo è anche questa. Grazie ai ragazzi, complimenti Attilio, complimenti ancora. Michele, allora il calcio dilettantistico a Palermo ha un certo seguito, ci sono molte le società, soprattutto nel trapanese, ma oltre anche nel palermitano, ed è la dimostrazione ancora una volta che è l'anima di questo calcio. Certo non c'ha i numeri di squadre importanti, professionistiche, però è anche vero che c'è
tantissima gente che segue questo mondo. Sì, è verissimo quello che dici, tra l'altro dico, io seguo nella mia professione anche squadre di categoria inferiore e c'è un certo dispiacere vedere giocatori che potrebbero ambire anche a grandi squadre, poi vediamo magari nel Palermo quest'anno dei giocatori presi dall'estero che magari non valevano 2 lire, allora giocatori invece che giocano in categorie inferiori potrebbero benissimo figurare a questo punto in Serie A, ed è un peccato. Ho accettato con grandissimo piacere l'invito in questa manifestazione, perché dà lustro a queste categorie inferiori, sperando che ce ne siano molte altre per dare visibilità a questi giovani che lo meritano e meritano appunto di ambire a grandi livelli. Giuste parole, grazie. Consegniamo una targa ricordo anche a Michele Sardo per la sua presenza all'interno del Penalty Awards 2016. Grazie Michele, complimenti e buon ritorno a Palermo. Grazie Michele Sardo. E adesso passiamo al ruolo dell'allenatore, allenatore categoria promozione, subito le nomination molto difficili, perché il ruolo dell'allenatore nel campionato di promozione è sempre molto impegnativo. Vanno in nomination e l'invito qui sul palco Nicola Basile del Biancavilla, Salvatore Cambria del Sant'Agata di Militello, Vincenzo Melillo del Riviera Marmi. Salve, ciao Nicola. Il terzo del Riviera Marmi non è arrivato, eccolo qua. Dall'altra parte quasi della Sicilia, ciao, grazie. Allora, il ruolo dell'allenatore è sempre molto difficile, devo dire che soprattutto nella promozione, nel campionato di promozione, insomma, bisogna avere enorme qualità, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma proprio anche dal punto di vista mentale, per stare insomma dietro ai ragazzi che spesso e volentieri sono pieni di problemi, chi lavora, chi non lavora, chi viene in ritardo, mister non posso venire, oggi si fa troppo tardi, c'ho famiglia, e vabbè, succede. Vi consegna il premio un altro rappresentante dell'AIAC siciliana, l'AIAC di Ragusa, Giuseppe Straquadaneo, che invito qui sul palco. Eccolo qua che arriva, Giuseppe. Grazie Giuseppe Straquadaneo dell'AIAC di Ragusa, eccolo qua, grazie Giuseppe, ciao Giuseppe carissimo. Subito la busta per Giuseppe Straquadaneo per conoscere subito, perché siamo veramente curiosi. Voi non ci crederete, ma io non ho letto volutamente le buste, sapete perché? Perché mi piace questa suspense. Chi vince? Vediamo un po'. E allora, categoria promozione, migliore allenatore della stagione 2015-2016 e l'allenatore del Sant'Agata di Militello, Salvatore Cambria. Cambria o Cambria? Cambria, perfetto. Ok, la targa da consegnare subito a Salvatore Cambria, allora avevo detto bene? Subito tra qualche istante le consegneremo anche agli altri 2 allenatori che hanno vinto i loro rispettivi campionati, ma anche lui l'ha vinto, quindi c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Tra l'altro ne viene escluso uno, per cui insomma, vabbè. Allora, Nicola Basile e Vincenzo Melilli del Riviera Marmi. Eccola qui. Consegniamola. Perfetto. Allora, che dire, un premio che dà lustro a un campionato bellissimo che ha fatto il Sant'Agata di Militello quest'anno. Ma intanto grazie per l'invito e per la serata. È normale che vincere non è mai facile in nessuna categoria, e quindi quando si ottiene un risultato vuol dire che tutte le componenti sono state al posto giusto, quindi questo è un premio che va condiviso appieno con la società, soprattutto con i ragazzi e con tutti quelli che ci sono stati accanto. E ripeto, sicuramente un applauso anche a loro, perché hanno vinto anche loro, col mister ci siamo confrontati anche in Coppa, quindi sono degli allenatori ottimi sicuramente, non perché ho vinto io il premio, ma loro forse sono anche più bravi di me. Grande sportività. Nicola, un Biancavilla che comunque ha veramente fatto un campionato bellissimo, poc'anzi eravate in nomination anche con un giocatore, a dimostrazione che avete un gruppo che probabilmente è già pronto anche per la prossima stagione. Beh, col Presidente parlavamo proprio di questo, noi abbiamo gioito quest'anno 4 volte, una volta il 28 febbraio che abbiamo vinto il campionato matematicamente,
una volta quando il Belpasso ha vinto la Coppa, è una squadra del nostro girone e quindi ci fa enormemente piacere. Un'altra volta quando l'Avola si è regalata l'eccellenza con la finale playoff. 3 squadre del vostro girone che passano in eccellenza. E abbiamo visto che non era mai capitato. Quindi, e poi la quarta volta è arrivata la ciliegina sulla torta con la Coppa Disciplina a livello regionale, che per noi e per la società è sicuramente anche la più importante. Secondo me sì. Allora, Riviera Marmi, anche loro protagonisti di un campionato bellissimo, a dimostrazione che adesso bisogna dare un seguito e forse il difficile inizia adesso. Sì, sicuramente già la società sta programmando un'altra stagione, mi auguro che riesca a fare le cose in modo per bene come l'abbiamo fatta l'anno scorso, perché non è stato facile l'anno scorso naturalmente vincere il campionato, sappiamo che vincere è difficile in tutte le categorie, siamo riusciti sin dalla prima giornata fino alla fine a stare sempre in testa, abbiamo vinto con 4 turni d'anticipo e abbiamo un record che in Sicilia siamo l'unica squadra dalla promozione alla Serie A a non avere mai perso. Penso che bisogna fare complimenti alla società, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori naturalmente. Perfetto, grazie ragazzi, complimenti, buon proseguo di stagione estiva adesso perché insomma è troppo presto per ripartire. Grazie, complimenti. Allora, Ajax di Ragusa, non avete nessuno quest'anno in nomination, l'impressione un po' soffre il calcio in questo momento, tutta la provincia di Ragusa. Sì, indubbiamente da 2 anni a questa parte non avere delle squadre rappresentative dal punto di vista diciamo di campionati un pochettino che contano di più nel panorama sia regionale come l'eccellenza o quello nazionale come la Serie D, dopo i trascorsi che abbiamo avuto quando ci sono state le squadre nei professionisti, ovviamente tornare indietro non è una bella cosa. Poi tra l'altro la cosa ancora più grave è che non si vede uno spiraglio di ripresa, visto che ormai gli enti locali non hanno quelle risorse per finanziare lo sport a livello dilettantistico, ma nello stesso tempo una crisi che attanaglia un pochettino anche le piccole aziende che ci sono in una piccola provincia qual è quella di Ragusa, che fanno tutto il resto. Quindi pazienza, dobbiamo come dire, forse trovare delle vie alternative, vedremo. Stiamo qui a vedere. Consegniamo una targa a Giuseppe Straquadaneo per l'Ajax di Ragusa, eccola qui, grazie, e appuntamento a prestissimo. Grazie Giuseppe, grazie per essere stato con noi, grazie. Allora, adesso è il momento di conoscere il vincitore del 4° premio speciale all'interno del nostro Penalty Awards. È un personaggio conosciutissimo, è un personaggio che ormai fa parte del tessuto di noi siciliani e non solo, è un personaggio che ultimamente tra l'altro con tanto piacere lo si vede spesso anche su Video Mediterraneo, lo vedo qui, è il personaggio TV dell'anno del premio speciale Penalty Awards, Salvo La Rosa. Allora Salvo, ti conosco da 40 anni, è la prima volta che ho un premio da consegnarti e sono contento. Già, la prima cosa ti intarissi, ti conosco da 40 anni, quindi o eravamo in clinica insieme e siamo nati un giorno dopo l'altro, oppure siamo grandetti, è vero, però sono 40 anni. È la prima volta che mi premi e sono molto contento perché questo è un premio importante. Poi comunque qualunque sia il premio, quando c'è qualcuno che ti pensa, che ti dà un premio, vuol dire che dà un riconoscimento al tuo lavoro e quindi vuol dire che il mio lavoro, che va avanti da 37 anni, 38 anni, è arrivato al riconoscimento di un premio importante come questo. Quindi grazie a tutti voi e grazie anche a Video Mediterraneo che ci sta trasmettendo e con la quale proprio la settimana scorsa ho fatto, anzi diciamo la verità, perché poi quando ci sono le registrazioni, Franco, uno si casseria sempre, perché allora ascolta, oggi oggi che giorno è? No, sì, 12 dicembre, 12, oggi è il 6, perché l'ha scritto su Facebook, poi ragazzi, una volta che è scritto su Facebook ormai è legge. Ora se uno non è su Facebook è come se non esistesse. Una volta cosa contava? Il certificato di nascita, no Presidente? Ora invece sei iscritto su Facebook? No, non mi interessa. Quindi l'abbiamo scritto quindi oggi qui dal vivo, anzi una signora
ad Adrano, mi incontrò dopo uno spettacolo e mi disse: signor La Rosa, lei è molto bravo, lei è molto simpatico, lei praticamente mi fa ridere, mi fa sorridere con signor Litterio, con signor Castiglia, con tutti i comici, però le devo dire una cosa personale. Dico: prego signora, lei è molto meglio da vivo. Dice: signora, meglio da vivo che non do. Quindi allora oggi Angioletto, che io quando vedo Busetta mi ricria vita, e Busetta ha avuto il potere, insieme con Luca Napoli che era qui, lo sta passando Pizziriddo, perché anche Luca Napoli ha un figlio, nel senso, no, perché tu lo vedi così bello, così alto, meraviglioso, straordinario, mio amico, ha fatto un figlio bellissimo, ha una moglie bellissima. Quindi dicevo, lui e Luca Napoli hanno avuto il potere di farmi rimettere in pantaloncini. Ce l'hanno fatta, perché io non giocavo più al calcio per paura di farmi male, invece ho giocato 12 minuti, anche perché avevo al mio fianco Baiocco e Mascara, e quindi poi che perdevo questa occasione. Comunque oggi è il 6, in onda il 12, ieri rispetto alla diretta, ma la settimana scorsa rispetto alla registrata, ho fatto la festa Megassariai di San Giorgio a Ragusa Ibla per Video Mediterraneo, quindi grazie veramente di cuore. E con questo picciotto e con quell'altro lì, che ha perso tutti i capelli, che è Umberto Teghini, però è sempre un bell'uomo, straordinario, sarà dopo con me, mio amico, e abbiamo fatto anche radio, insomma, discoteca e quant'altro. Compagnucci non di merende, ma di dischi. È vero, di vinile. Allora, abbiamo pronto il premio per te e lo facciamo grazie anche alla presenza qui sul palco di Roberto Bellomo, delegato nazionale dell'Ajax, perché lui è uno di calcio vero, Che dico? Dico bene? Allora, consegniamo la targa a Roberto, che la consegna a sua volta a Salvo La Rosa, premio personaggio TV per quanto riguarda il Penalty Awards 2016. Volevo dedicare questo premio a mia moglie, che è il motivo principale per cui io faccio questo mestiere, nel senso che io faccio questo mestiere, Simona, perché a me non me ne vai dure da casa. Perché no? Perché questo mestiere io lo faccio perché dice: ma ti piace? Sì. Ma sei appassionato? Sì. Ma è una missione, Renato? Sì. Ma soprattutto me ne vai da casa, perché mia moglie, adesso spezzo un'arancia, come dice il signor Litterio a favore delle donne, è biondina con gli occhi azzurri, quindi apparentemente un angioletto. Di fatto è una iena. No, non ridete perché è così. Mia moglie una volta mirava coppa con lasagnatore. Per gli stranieri il lasagnatore è il mattarello, quello per fare la pasta, vero Presidente? Ora non miro una più coppa con lasagnatore, no, miro una coppa con bimbi, perché si è evoluta. Però l'altro giorno, e vi lascio, io sono contro ogni forma di violenza, ovviamente soprattutto, dico una cosa seria e importante anche in televisione, contro le donne e i bambini, è una cosa ignobile, quindi facciamo veramente un grande applauso per ricordare le vittime di queste violenze che sono ormai quasi sempre familiari purtroppo. Però, Presidente, proprio stamattina prima del premio dico: ma se io oggi ricevo un premio, se me lo dà Ettore Tortorici, se è così importante, io devo dire a mia moglie Cucumanna a casa, io sono premiato, gli ho detto. Allora stamattina sono rientrato a casa, non mi guardi signora con quella facciuzza, resti qua Presidente, e sono rientrato a casa, lo so che non si fa, l'ho fatta mettere in ginocchio davanti a me, non ridere, l'ho fatta mettere in ginocchio davanti a me, signora, lo so che non si fa, ma stamattina ho fatto mettere, no, che grande, aspetta, prima sente come io a finire, l'ho fatta mettere in ginocchio davanti a me, mentre mia moglie, Angelo, era in ginocchio davanti a me, mi ha detto: esci da sotto il letto che non ti faccia niente, che sapete che potto io a. Quindi questo premio è per te, Daniela, grazie. Volevo aggiungere una cosa, anche noi seguiamo il calcio per non stare a casa, tutti questi sono per non stare a casa la domenica. Sì, poi facciamo così e poi quando non ci sono ne mancano i sigle, sì. Viva le donne, leggete una poesia bellissima di Jack Folla che si intitola Donne in rinascita, perché voi donne avete una grande capacità che è quella di riprendervi sempre, soprattutto quando ci sono delle avversità. Quando un uomo cade per susire se ci vuole a gru o cric, quando una donna cade, quando una donna ha dei problemi è sempre pronta a riprendersi e ad aiutare anche gli altri. Grazie di cuore, ciao. Grazie a Salvo La Rosa che vince questo premio. No, devi prendere il premio anche tu. Roberto Bellomo come Ajax di nazionale, delegato nazionale dell'Ajax Sicilia. Finalmente abbiamo sistemato l'allenatore della nazionale, ora ci sarà spazio anche per gli altri allenatori. Benissimo, grazie a Roberto Bellomo. Grazie Salvo. Meraviglioso.
di passare ad un momento dedicato alla moda. Devo chiudere il discorso riguardante il campionato di promozione, lo facciamo adesso con le nomination come miglior dirigente appunto di promozione, ed invito qui sul palco il presidente del Biancavilla Giuseppe Furnari, Sandro Giglia, presidente del Canicattì, e Natale Ferrante, presidente dello Sport Club Nissa. Buonasera presidente, buonasera, 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 buonasera. Allora, abbiamo 3 presidenti pesanti, perché abbiamo Biancavilla, abbiamo Canicattì e abbiamo Caltanissetta, quindi insomma 3 realtà che quest'anno, loro un po' meno poveracci perché hanno perso la finale, però 2 festeggiano, io ho l'impressione che festeggerete anche voi con un probabile ripescaggio giusto e doveroso. Allora, premierà in questa occasione ancora una volta il Presidente, perché ho il piacere di avere un ruolo importante per i dirigenti qui sul palco, che è quello del Presidente della FIGC Sicilia. Allora, consegniamo subito la busta al Presidente, così conosciamo colui che vince come miglior dirigente. Venga qui, così abbiamo il microfono, eccolo qua. Miglior dirigente per il campionato di promozione. Giuseppe Furnari, Biancavilla. Giuseppe Furnari del Biancavilla, perfetto. Allora, targa per Giuseppe Furnari, da consegnare subito, grazie. Eccola qui. Consegniamo anche le altre 2, una per il presidente del Nissa Natale Ferrante e l'altra per il presidente del Canicattì, perfetto. Ferrante invece quella successiva. Presidente, Biancavilla, parecchie nomination, stagione bellissima, ormai è una storia che si è già sentita troppe volte. Sì, effettivamente in questo periodo stiamo calcando molti palchi nelle varie realtà siciliane, grazie anche all'organizzazione giornalistica come la vostra, che ci ha visto anche ospiti, e quindi è sempre un piacere ritornare tra di voi per ricevere dei premi che sono il frutto, credo, di un riconoscimento, di una valutazione per il lavoro che abbiamo svolto in quest'anno in un campionato molto difficile. Quindi vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per la nomination, ringrazio anche il Presidente Santino Presti per avermi premiato, per me è una grande soddisfazione dopo aver ricevuto i complimenti, ringrazio anche i colleghi che sono qui presenti perché testimoniano un impegno costante e continuo in una realtà molto difficile, perché le società oggi sono in grosse difficoltà, quindi quando si riesce a creare un contesto positivo, grazie anche agli allenatori e tutto lo staff e ai giocatori che poi lavorano e ci danno grandi soddisfazioni. Perfetto, grazie Presidente. Una battuta la facciamo anche con il Presidente della Nissa Natale Ferrante, giovane Presidente che insomma ha cresciuto questo progetto giorno dopo giorno e adesso è diventata una bellissima realtà. Diciamo che questo è il 4º anno che ci presentiamo nel calcio dilettantistico. 4 anni fa abbiamo fatto per scherzo la 3ª categoria con un gruppo di ragazzini che si trovavano per strada e da lì nasce un po' la storia della Nissa Sport Club 1962. Fino alla prima categoria abbiamo voluto condividere un calcio genuino, quello che ci si ritrovava la domenica. Le cose sono diverse. Diciamo che la 3ª è stata vinta tramite i playoff, la 2ª l'abbiamo vinto il campionato, poi abbiamo fatto un ripescaggio che è un classico in tutte le situazioni calcistiche. Quest'anno abbiamo investito sulla promozione. Bene, volevo dire proprio questo. Per quanto riguarda, io faccio il presidente di una società, ma noi siamo un gruppo di dirigenti, c'è una promiscuità intelligente dove ognuno di noi sa il fatto proprio. Chi sotto un profilo tecnico, chi deve mettere la testa per organizzare. Ecco, il mix vincente è questo della nostra società. Volevo dire anche un'altra cosa e devo dare un plauso ai miei giocatori, molti giovani, c'erano anche dei veterani, molti giovani. Fatalità è da questo che noi siamo partiti. Io mi auguro, ho sentito così dai corridoi che quest'anno i juniores saranno solamente 2, non è ancora un dato ufficiale. Io mi auguro che diventino 5 perché sono d'accordo, perché altrimenti la nostra società, come tante altre società che curano i settori giovanili, non ha senso che portiamo avanti questi progetti. Quindi invito gli organi di competenza a rivedere un po' i propri piani perché facciamo dilettantismo noi, non facciamo, quindi se facciamo dilettantismo
non possiamo farci soffocare dai rimborsi, dalle spese, dagli hotel, quindi chiedo agli organi preposti di fare delle scelte un po' più coraggiose e passare da 2 a 5 e troverà tutte le società della Sicilia pronte ad avallare questo tipo di percorso. È giusto, è giusto, è giusto. Allora, battuta conclusiva anche con il presidente del Canicattì. Il progetto è partito forse un po' in ritardo, se fosse partito all'inizio probabilmente il Canicattì quest'anno ho la sensazione che avrebbe potuto ampiamente vincere il campionato, però rimane una bellissima cavalcata e da quella cavalcata credo che si sono buttate le basi per la prossima stagione. Vabbè, ce lo saremmo giocato il campionato con Natale, quindi non è quello. No, diciamo che la nostra società è composta anche lì da diversi dirigenti che ci hanno permesso chiaramente di creare questa realtà sportiva. La cosa più bella che posso ricordare, a parte il risultato sportivo, è aver portato tantissima gente allo stadio. Era uno dei nostri principi societari e ci siamo riusciti. L'anno scorso un playoff con 2000 persone, quest'anno siamo riusciti, la finalissima playoff a Scordia, a portare 1500 famiglie, non sportivi, famiglie, veramente a 2 ore di distanza. Questo credo che sia il riconoscimento più importante che possiamo fare chiaramente alla nostra società, ai nostri sportivi, ai nostri giocatori che hanno veramente dato il massimo. Quindi questo riconoscimento, questa nomination chiaramente va assolutamente a tutti. Perfetto, grazie ai presidenti del campionato di promozione, grazie. Allora, adesso chiudiamo la parentesi dei premi speciali, però io invito qui sul palco Antonio Lapisarda, che ha seguito per noi tutti i vari campionati di promozione. Antonio Lapisarda, puoi venire un attimo sul palco? Ecco, vieni un attimo, grazie. Perché con te volevo raccontare in breve comunque il fatto che il tuo cammino anche all'interno della trasmissione è stato veloce ma significativo, perché poi dopo tra l'altro devo presentare il quinto e conclusivo premio dedicato no, a parte il portiere, perché è arrivato finalmente. Allora lo invitiamo qua sul palco. Sali Marco, ecco il vincitore del premio che poc'anzi non era presente perché giustamente si è rimasto bloccato. Marco Amendola, sarai tu a consegnargliela a questo punto. È onorato, perfetto, allora gliela consegniamo direttamente anche se un po' in ritardo a Marco Amendola della Nissa. Complimenti per la stagione, grazie. Ok, allora vieni un attimo Antonio, perché è giusto che ci racconti che esperienza è stata questa per te a Penalty, legandoti soprattutto al campionato di promozione. Allora, intanto grazie Ettore, buonasera a tutti, bellissima platea. Il campionato di promozione è stata quest'anno una bellissima realtà, ha visto tantissime società nuove, giovani e fresche. Abbiamo visto prima il presidente della Nissa che ha vinto il campionato, abbiamo visto anche il Biancavilla, abbiamo visto il Sant'Agata di Militello, abbiamo visto anche una squadra importante del campionato di promozione che ha fatto tanto bene, che è il Riviera Marmi. Che cosa dire, sono state squadre che hanno dominato il proprio campionato, un po' chi più, un po' meno, ricordiamoci le 13 vittorie della Nissa e anche del Riviera Marmi, che ne ha fatte tantissime. C'è stata anche quella rivelazione del Belpasso che ha vinto la Coppa e del Torregrotta insieme a Real Avola, che hanno evidenziato come fossero difficili questi campionati, da non sottovalutare mai. Il problema è confermarsi anche per la prossima stagione. Grazie ad Antonio Lapisarda. Allora, adesso il quinto e conclusivo premio speciale ed invito qui sul palco il personaggio sportivo che ha legato il suo nome a tantissime società importanti internazionali, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Parliamo di uno straordinario personaggio, Feliciano Di Blasi, lo invito qui sul palco. Premio alla carriera, è una carriera lunga e doverosa. Buonasera. Allora, è stata una carriera che non è che mica è finita, diciamo momentaneamente pausa. Già è importante che non è alla memoria, perciò siamo già importantissimo. Esperienze comunque straordinarie che hanno arricchito il bagaglio tecnico, che è già di per sé pazzesco. Ma sì, mi ha dato la possibilità di vivere in 22 città diverse, di poter frequentare tantissime società che mi hanno dato tantissimo e che mi hanno dato la possibilità di fare un calcio a alto livello e di poter sperimentare anche quello che è uno in testa di poter fare. Certo, che è sempre molto difficile, soprattutto quando si ha davanti dei campioni,
che debbono stare in rigoroso silenzio e lavorare. Ma i campioni sono la parte buona del calcio, perché sicuramente se tu li tratti come devono essere trattati, li fai capire che fai questo per migliorare, ti seguono tantissimo. Assolutamente, assolutamente. Allora invito qui Umberto Teghini, perché sarà lui a consegnare il premio a Feliciano Di Blasi. Eccolo qua Umberto, ciao Umberto, ben trovato. Ciao Umberto. Che rimpatriata oggi con Salvo e tutti gli altri. Allora consegniamo subito ad Umberto Teghini la targa che consegnerà giustamente a Feliciano Di Blasi. Eccolo qui, fotografie di rito, eccolo, perfetta. Ok, Umberto, un personaggio così importante fa bene al calcio siciliano. Chissà se un domani si tornerà a parlare di una realtà catanese con anche un nome così come quello di Feliciano. Ma per uno che è stato alla Real Madrid, all'Inter, al Milan, al Paris Saint-Germain, all'Espanyol, è stato anche in Qatar? Sì, però vorrei dire una cosa, io sono stato anche al Siracusa Calcio, che è stata un'esperienza per me eccezionale. L'anno 94-95 è stata l'esperienza più bella della mia vita, poi ho conosciuto mia moglie attuale, perciò mi sono fermato a Siracusa, una città che amo tantissimo. Io penso che il calcio siciliano è un calcio con una potenzialità enorme, che però non è sfruttata e si può fare tantissimo. Speriamo bene, speriamo bene. Consegniamo una targa ricordo anche ad Umberto per quanto riguarda la sua partecipazione qui al Penalty Awards. Grazie, grazie, eccola qua. Grazie, grazie mister, a presto, grazie Umberto. Adesso abbiamo un personaggio straordinario, anzi io direi due personaggi straordinari, un uomo e una donna vincenti per un calcio siciliano che è in crescita. Intanto prima presentiamo l'ospite maschile, perché poi dopo la bellezza della donna completerà questo quadro tutto sportivo all'interno del palco del Penalty Awards. Invito qui sul palco un'eccellenza tutta siciliana, Mister Pino Rigoli. E vai Pino, ti abbiamo fatto aspettare, ti ringrazio per essere stato così cortese a rimanere sino a questo momento. Siamo contenti perché tu dai ancora più lustro alla nostra manifestazione, perché dopo la tua stagione di cui tutti parlano dobbiamo stare tutti in rigoroso silenzio e dire cavolo, ce l'abbiamo in casa questo personaggio in evoluzione. Grazie intanto buonasera a tutti, grazie per quello che dici, però non penso che di meritare tutto questo, una cosa che naturalmente condivido con il mio gruppo di lavoro, con la mia squadra, con la società che mi ha dato questa grande opportunità e quindi niente, abbiamo fatto il nostro lavoro, ci è andata bene, ma dico ci è andata bene perché c'è stato tanto lavoro. Io fra le altre cose vengo volentieri a queste performance perché vengo dal calcio dei dilettanti, quindi so quali sono le difficoltà e quindi il fatto di stare in mezzo a dei colleghi per me è qualcosa di straordinario. Grazie, grazie Pino, però attenzione perché adesso ti faccio premiare da una donna che in questo momento è la numero uno nell'ambiente del calcio siciliano e non credo soltanto siciliano. Ho l'onore di avere qui, non penso solo, infatti non solo siciliano, Simona Marletta. Grazie Simona, eccola qua che ci raggiunge, direttore generale del Siracusa Calcio. Ciao Simona, conosci bene Rigoli? Chi non conosce Pino Rigoli? Allora, ho detto bene, è una donna che sta facendo passi esagerati perché la capacità dirigenziale non è da tutti e quindi tu ce l'hai e stai portando avanti un progetto secondo me meraviglioso anche in quel di Siracusa. Io credo che per portare avanti un progetto bisogna non essere da soli. Questo è alla base. Chi ha l'idea di poter fare tutto da solo commette l'errore più stupido e banale del mondo. Credo che la forza della vittoria di questo campionato derivi dalla volontà di voler per competenze ragionare e lavorare in collaborazione.
Quindi quello che è stato fatto a Siracusa è certamente merito di un gruppo straordinario. Il capo di questo gruppo è il patrono della società, che sta regalando pagine e momenti di storia a Siracusa che erano assolutamente dimenticati. Però è anche vero che spesso e volentieri i dirigenti dietro la scrivania fanno un lavoro che sembra nascosto ma poi diventa positivo ed importante proprio per tutto l'intero progetto. Comunque complimenti per la stagione, complimenti per la stagione. Abbiamo intanto il premio subito per quanto riguarda Pino Rigoli, sarà giustamente Simona Marletta, direttore generale del Siracusa, a consegnarlo. Premio Eccellenza Siciliana, eccola qui, questa bella immagine. E abbiamo anche il premio per Simona Marletta che consegna Pino Rigoli, perché questo scambio ci piace, perché tra l'altro il prossimo anno, a parte che siete amici sicuramente, ma soprattutto il prossimo anno vi giocherete insomma un incontro. Eccola qua, perfetto, grazie. Ci saranno tanti altri di incontri particolari. Va bene, ok, va bene. Avversario per 90 minuti, anzi 180 mi auguro. Quindi... Poi grandi amici. Io sono senza contratto, quindi mi auguro che lei già... Attenzione, calciomercato a sorpresa! Calciomercato a sorpresa! E senza contratto, Simona, facciamocelo un pensierino. Mi scade il 30 giugno, quindi vediamo cosa arriva. Il mister Sottil? Il nostro presidente ha già dato disponibilità e piacere nella riconferma anche di mister Sottil. Credo che sia assolutamente legittima la sua considerazione, quindi le prossime settimane saranno decisive un po' per tutti, anche per Pino noi. A questo punto saranno decisive. Ma ci sta, fino al 30 di giugno è tutto assolutamente in discussione, almeno finché non si firmi, poi ci mancherebbe altro. Okay. Grazie per essere venuti, grazie Pino, in bocca al lupo, buona stagione, grazie a Simona Marletta. Andiamo di fretta perché è il momento di parlare dell'eccellenza e lo facciamo subito con le nomination come miglior portiere. Abbiamo in nomination Gaetano Dolenti della San Cataldese, Giovanni Inferrera dell'Igea Virtus e Daniele Pandolfo del Gela Calcio. Imbarazzo della scelta quest'anno, imbarazzo della scelta, Daniele Pandolfo, Inferrera, Dolenti. Insomma, chi ha scelto il nome avrà trovato secondo me grande difficoltà, perché tutte insomma, le vostre squadre hanno fatto un campionato pazzesco. Comunque stare qui è già un successo probabilmente. Allora vediamo un po' chi vi premia, ve lo dico subito. Beh, è un nome importante, è un nome che tutti conosciamo, Angelo Busetta. Angelo Busetta, eccolo qua. Mister, sarà lei a premiare il miglior portiere della categoria eccellenza. Nome importante, lo conoscete tutti, non ha bisogno di curriculum perché lo conosciamo veramente tutti, leggenda del calcio. Attenzione, buonasera mister. Subito la scheda per mister Busetta. Che portieroni, che scelta difficile. E sono alti. Eccolo qua, consegniamo la busta mister perché dovrà leggerci il nome di colui che vince come miglior portiere del campionato di eccellenza. Daniele Pandolfo. Pandolfo del Gela Calcio. Gela Calcio. Gela Calcio, complimenti, complimenti a Daniele. L'anno scorso se non sbaglio ha vinto in promozione, quindi abbiamo fatto un bis. Perfetto, questa la tengo io mister, non si preoccupi. Consegniamo la targa a Daniele Pandolfo. Perfetto, è lui. Tra poco consegneremo anche quella sia a Dolenti che a Inferrera. Questa è l'immagine della consegna del premio a Daniele. Eccole qui le due targhe per Giovanni e per Gaetano, gli altri due portieri. Inferrera, eccolo qui, complimenti. Inferrera dell'Igea Virtus. E poi abbiamo Gaetano Dolenti della squadra San Cataldese, che ieri è andato un po' maluccio, però insomma ancora nulla è perduto. Allora mister, eccolo qua. Una battuta veloce intanto anche con i vincitori e poi subito anche con il mister Busetta. Beh, un bis quasi inaspettato, però il Gela Calcio quest'anno ha fatto veramente un campionato senza pecche. Sì, abbiamo fatto un gran campionato, all'inizio c'era San Cataldese, una buonissima squadra col Dattilo, è stato un campionato emozionante
perché si è vinto fino all'ultima giornata. Ci hanno dato testa fino alla fine, sia loro che il Dattilo. È stato un campionato esaltante. Un campionato esaltante, tutta l'intera squadra, non soltanto la figura giustamente di Daniele Pandolfo, mentre invece per te è stata sicuramente una super esaltazione, perché insomma con l'Igea Virtus avete veramente dimostrato di essere pronti anche per la Serie D. Sì, è stata una grande stagione, poi voglio dire che abbiamo preso 12 gol, che è stata la migliore difesa d'Italia, quindi che è condiviso con tutta la squadra, ovviamente col mister e la società, perché è stata veramente una grande soddisfazione, anche a livello personale ovviamente. E infatti c'è scappata la nomination. Dolenti, San Cataldo ha vissuto un sogno, ancora è un sogno, perché fino a quando insomma non c'è la partita di ritorno tutto è possibile, però rimane il tragitto, il percorso meraviglioso che avete fatto quest'anno. Ma sì, assolutamente, però ancora non è finita, quindi quello che ci dà conforto è proprio questo. Speriamo di dare il massimo e di portare a casa quello che secondo noi ci spetta. E ce la farete, ne sono pienamente convinto. Grazie, complimenti. Mister, io devo dire che lei quest'anno è ritornata in campo, però insomma la sua leggenda continua a regalare sempre tante emozioni e tanti ricordi, e io sono sicuro che anche alla prossima stagione qualche cosa bolle in pentola. Non lo so, vediamo. Devo farmi una protesi a un altro ginocchio, dopodiché vedremo. Comunque mi fai dire qualcosa. Io devo smentire il presidente della Nissa. Perché? No, ha buttato giù una cosa, ha detto al presidente di fare 5 juniores. Questa è follia, È una follia. Io quest'anno sono ritornato in campo, io andavo a prendere i juniores a casa. Ti prego, vienimi a giocare, dai. Li pregavo. Io ho fatto 40 anni il professionista e avevo degli imbecilli che non avevano voglia di giocare a calcio. È una cosa impressionante, quindi 2 sono tanti. Ci basta. 2 basta. Va bene, ok. Premiamo Mister Busetta per la presenza all'interno del Penalty Awards 2016. Grazie Mister per essere stato con noi. Grazie ancora Mister, a presto. Grazie. Miglior difensore. Abbiamo subito i 3 nominati e poi salirà sul palco un grande amico di Penalty. Allora, difensori: Girlando Russello del Gela Calcio, Mariano Russo del Rocca di Caprileone e Francesco Fontana del Mazzara. Eccoli qui che sono arrivati. Salve. Eccolo qua. Anche in questa occasione grande difficoltà nell'eleggere il miglior difensore, perché tutte e 3 avete veramente disputato un campionato stratosferico. E ho il piacere di invitare qui sul palco Turi Di Stefano, che sarà colui che premierà il miglior difensore. Anche tu hai l'anca che un po' ti... No, ok, va bene. Eccolo qua, Turi Di Stefano, attenzione. È la vecchiaia, vabbè, ok. Allora, Turi Di Stefano, è pronta la busta. Attenzione, dopo Angelo, giustamente, il tuo maestro. Eccola qua la scheda. Allora, attenzione, è pronto per darci il nome come miglior difensore per quanto riguarda la categoria eccellenza. Vince Mariano Russo, Rocca di Caprileone. Eccolo qua, complimenti. Allora, subito la premiazione per Mariano Russo. Perfetto. Adesso consegneremo anche agli altri 2 concorrenti, la parola è un po' esagerata, gli altri 2 partecipanti a questa bella manifestazione, ovvero Girlando Russello, eccolo lì, e Francesco Fontana, perfetto. Complimenti a tutti. Subito la battuta però la dobbiamo fare con Mariano Russo. Allora Mariano, ma giocavi in attacco o giocavi in porta oppure giocavi in difesa? No, ho giocato in difesa. Troppi gol, hai fatto troppi gol quest'anno. Sarà una stagione da incorniciare perché sarà irripetibile, quindi il merito va sicuramente a tutti i miei compagni
e anche a mia moglie, che se lo merita tanto. Certo, è lei quella che fa tanti sacrifici. Girlando Russello, beh, Avete sbagliato il nome. Ah sì, vabbè, perché tu ti chiami Girlando. A Gerlando, va bene, succede, chiediamo scusa, eventualmente correggeremo il tutto. Benissimo, però rimane la stagione, il Russello del Gela rimane un campionato meraviglioso. Sì, è stato un bellissimo campionato, molto esaltante e impegnativo, devo dire. Giocare a Gela è stato veramente... Pubblico sempre presente. Sì, a voglia. E ringrazio anche i tifosi che ci hanno seguito in tutte le parti della Sicilia. Perfetto, complimenti per la stagione che era un passo da un sogno per il Mazzara, la finale nazionale di Coppa Italia svanita, però va bene, dai, va bene pure, prendiamoci tutto quello che di buono è stato fatto. No, va bene, per il risultato mancato della finale è un peccato, dopo tutti i sacrifici che si sono fatti nel cammino. Però anche abbiamo vinto la Coppa regionale, che è un buon risultato. Assolutamente, questo è un premio che giustamente dividerai con tutta la tua squadra. Grazie ai migliori difensori del campionato di eccellenza. Grazie. Allora, tu rivieni un attimo perché anche per te adesso c'è una targa, però so che tu hai detto voglio 30 secondi perché devo dire una cosa importantissima. 30 secondi soltanto perché siamo terribilmente in ritardo, io non so come devo fare, cioè non posso tagliare i premi, i premi sono quelli. Forse anche meno. Intanto un grazie ad Ettore Tortorici che ci fa rivivere il vero calcio, per quello che lo intendo io, il calcio di terra battuta ai nostri tempi, Orazio Prezzavento. Un grazie al mio maestro Angelo Busetta, che grazie a lui ho fatto una piccola carriera, e un grazie sentito, ed è giusto e doveroso, a questo signore Ettore Tortorici, che mi ha un applauso intenso, veramente, che spende per noi altri dilettanti e non queste belle manifestazioni. Ettore, io ti ringrazio. Grazie. L'ultima cosa, la prima edizione lui mi ha onorato premio alla carriera. Quindi, Era giusto. sono strafelice per partecipare. Grazie. Grazie. Allora attenzione perché abbiamo anche per quest'anno una bella targa di partecipazione. Grazie a Turi Di Stefano. Grazie Turi. Miglior difensore, attenzione adesso miglior centrocampista. Abbiamo in nomination Marco Fina del Dattilo, Cosimo Bruno della San Cataldese e Daniele Conti della Ciriale, che tra l'altro non è presente perché ha avuto un problema e quindi non sarà presente. Ciao. Allora, attenzione perché per l'occasione un caro amico di penalty qui davanti a me, Mario Vitale. Ma che ti è successo, Mario? Che è successo? Ti hanno dato un colpo di martello? Che succede? Datemi un martello, diceva Rita Pavone. Finalmente dopo 60 anni forse mi hanno aggiustato. Addirittura? Sì. Cioè, nel senso che hanno migliorato tutto quello che c'è dentro. Quello che c'è dentro, sì. Allora, passiamo subito alla premiazione. Eccola qua la busta, pronto per comunicarci il nome come miglior centrocampista categoria eccellenza. Vieni un po' più vicino, manca Daniele Conti, vediamo un po'. Cosimo Bruno. San Cataldese, ok. Io sono stato un allenatore della San Cataldese con relativa retrocessione. Quindi È una tua caratteristica. Consegniamo il premio a Cosimo Bruno, centrocampista della San Cataldese. Grazie. Abbiamo anche per Marco Fina il ricordo della presenza all'interno del Penalty Awards in nomination, però è sempre una bella cosa. Allora, del Dattilo. Allora, che bella vittoria, a prescindere da come è andata la parte finale delle finali, gioco di parole, nazionali, rimane una stagione da incorniciare, lo dico sempre, a San Cataldo il sogno ancora non è finito. Sicuramente una stagione da incorniciare, e purtroppo ieri non è andata come tutti si aspettavano, però siamo sicuri che a Castrovillari venderemo cara la pelle per portare a casa quello che secondo noi meritiamo. E sono d'accordo, mi piace questa cosa.
Marco, che stagione? Non potete dire che è andata male poi in fondo, no? Non vi potete lamentare. Assolutamente, siamo stati per moltissimo tempo in testa alla classifica, con società tra l'altro molto blasonate come il Gela, che poi giustamente ha vinto anche a San Cataldese con un'ottima squadra. Una stagione da incorniciare, una stagione bellissima da ripetere allora. E lì è forse più difficile, perché poi riconfermarsi è sempre più difficoltoso. Grazie a Marco, grazie anche a Cosimo. Allora, abbiamo una targa per il nostro vulcanico Mario Vitale, l'arcimatto Mario Vitale. Eccola qui la targa, la consegniamo con il piacere immenso e ti diamo appuntamento alla prossima stagione di penalty. Sì, però sai, c'è una novità. Cioè? Forse il ritorno in pista a fare altri danni come allenatore. A posto siamo, grazie, così il prossimo anno magari competi per il Penalty Awards. Grazie a Mario Vitale. Vado veloce perché abbiamo le ultime due premiazioni importantissime. Allora, chiamo subito le nomination degli allenatori. Giuseppe Raffaele dell'Igea Virtus, Rosario Marcenò della San Cataldese e Giuseppe Pagana del Troina. E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha preso un pallone. Salve mister. Una panchina calda attenzione, attenzione. E un freddo gelido quasi polare. Allora, da dove cominciamo? Abbiamo 3 nomi importanti quest'anno in nomination. Sono molto contento che siete stati inseriti nelle nomination. È stato difficile, perché poi tra l'altro non è detto che chi vince il campionato va in nomination, lo dimostra Peppe che insomma ha fatto un campionato bellissimo col Troina. Beh, sicuramente su tutti la figura e la forza e la vittoria di Giuseppe Raffaele, ma anche la sorprendente squadra di San Cataldo che non ha vinto il campionato, competerà ancora, tenterà di portare a casa questa vittoria difficile ma secondo me fattibile. Per premiare gli allenatori io ho un nome, così poi lo congedo per la sua bella e doverosa presenza, il presidente della FIGC di questa bella terra siciliana. Eccolo qua, perfetto. Allora, com'è? Ormai resta, vabbè, giusto. Allora, arriva la busta per conoscere il nome del miglior allenatore del campionato di eccellenza. Eccola là, presidente. Allora, attenzione, mi metto da questa parte così ho il microfono a portata di mano per il presidente. Giuseppe Raffaele, Igea Virtus. Vincitore della manifestazione Penalty Awards, perfetto. Allora, complimenti Raffaele, eccola qui, possiamo consegnare la targa a Giuseppe Raffaele dell'Igea Virtus, miglior allenatore del campionato di eccellenza. E anche le 2 targhe ricordo per i 2 perdenti, tra virgolette, ovvero Giuseppe Pagana del Troina Calcio e poi Rosario Marcenò della San Cataldese. Eccolo qua. Non vada via perché poi dobbiamo dare una bella targa ricordo, presidente. No, ormai ha detto che rimane. Allora, battuta con Raffaele, in molti sono andati in nomination della vostra squadra, dimostrazione che il gruppo è importante, è compatto e probabilmente già pronto anche per la prossima stagione. Ma sicuramente è stato il vero punto di forza della nostra annata, perché era un gruppo coeso. Spesso si parla nel calcio di gruppi, però questo è il 10° anno che io alleno e ti posso garantire che il migliore gruppo sotto tutti i punti di vista, non lasciando niente agli altri anni, perché era una squadra giovane, una squadra che era determinata ad andare oltre le aspettative e poi alla fine questo è successo. Quindi le grandi motivazioni di questi ragazzi alla fine si sono viste nel campo e hanno fatto sì che hanno regalato una gioia, una piazza fra le più importanti del panorama siciliano per storia, per tradizione e anche dico per tifoseria, perché oltre la squadra, una grandissima società che ci ha supportati. Ci sono tanti tifosi. Ma i nostri tifosi sono stati sicuramente qualcosa di determinante ai fini del risultato finale. E lo saranno sicuramente anche la prossima stagione, ma anche a Troina devo dire che avete un seguito non indifferente, a dimostrazione che il tuo progetto, iniziato già da qualche anno, sta prendendo sempre più forza e sono sicuro che la prossima stagione dovranno fare tutti i conti con voi del Troina.
Ma sì, per noi già dall'anno scorso è iniziato un cammino che spero sia abbastanza lungo e ci porti abbastanza lontano. Tutto questo grazie al nostro Presidente, che è una persona fantastica, perché oltre ad essere una persona facoltosa, una persona di cuore, una persona ambiziosa, anche, ma soprattutto una persona molto generosa. Mi dà la possibilità di fare al meglio il mio lavoro. Poi noi siamo supportati da un grande pubblico, perché per un piccolo centro come Troina portare al campo 1000 unità e portare fuori casa sempre 200-300 unità è una cosa importante. Poi per me, che sono di Troina, è una soddisfazione doppia, quindi spero che sia solo l'inizio di un lungo cammino. E siamo sicuri, perché insomma le qualità non vi mancano e non ti mancano, come non mancano neanche a Rosario, che anche non vincendo il campionato ha proseguito il discorso dei playoff alla grande, si è arrivato alla finale nazionale, nulla è perduto. Ma non voglio parlare di questa partita che si giocherà appunto domenica, voglio parlare di un percorso che è iniziato già da qualche anno a San Cataldo e che comunque sta dando i suoi frutti, perché ormai siete nell'elite del calcio. No, sono 2 anni che abbiamo iniziato con la società questo progetto giovani. Fortunatamente è andata bene, l'anno scorso siamo arrivati alle finali regionali perdendo col Mazzara, poi quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile, prima disputando un grande campionato e ora siamo lì a un passo. Ieri è andata male, però c'è domenica e ci proveremo fino alla fine. E noi saremo tutti con voi. Grazie, grazie ragazzi, grazie, complimenti, complimenti a tutti, complimenti a tutti, complimenti a tutti. Dobbiamo chiudere con una figura assolutamente importante nel mondo del calcio dilettantistico, nella figura del dirigente. Abbiamo in nomination, e li invitiamo qui sul palco, Davide Mignemi della Sicula Leonzio, Enzo Grimaldi del Dattilo e Nino Grasso dell'Igea Virtus. Buonasera. Buonasera, buonasera Presidente. E qui c'è anche il giovane Davide Mignemi. Ecco. Da dove iniziamo? Poc'anzi con gli allenatori mi sono trovato un po' in difficoltà, perché veramente c'era l'imbarazzo della scelta, ma qui stiamo parlando Igea Virtus che ha vinto il campionato, la Sicula Leonzio che continua ancora il sogno della finale nazionale, e qui abbiamo l'altra società dall'altra parte della nostra bella Sicilia, dalla lontana Trapani, che comunque vive un momento positivo con grande successo, perché anche se non avete vinto il campionato siete diventati una bella grande realtà. E quindi un piccolo centro che si è confrontato con realtà più grandi, assolutamente, e quindi abbiamo fatto bene. E per questo, ripeto, voglio dare un ringraziamento ai nostri ragazzi, ma soprattutto al nostro mister, a Massimo Formisano, che ha fatto un lavoro eccellente per arrivare a questo risultato. Allora sarà Alessio, prendi la busta Alessio, a darci il nome del vincitore come miglior dirigente. Allora siamo pronti? Miglior dirigente categoria eccellenza. Carmelo, sei arrivato? Sali lo stesso, non ti preoccupare. Ecco, allora. Mi sento molto Sanremo in questo momento. Vai. Davide Mignemi, Sicula Leonzio. Oh, Davide Mignemi vince la categoria miglior dirigente. Sarai tu a consegnarla, Alessio, bravo. Vai ad Alessio questo onore di consegnare il premio come miglior dirigente, mentre Carmelo consegnerà sia al presidente dell'Igea Virtus sia al direttore generale del Dattilo la targa di partecipazione. Nino Grasso, eccolo qua. Enzo. Perfetto. Allora, partiamo subito da Davide Mignemi, poi voglio sentire anche il Presidente, perché mi sa che voi l'anno prossimo farete un bel progetto, questa sensazione. Beh, il vostro progetto è partito 3 anni fa, state andando a 1000, coscienti che rappresentate una bella realtà che è quella di Lentini. In questi 3 anni devo dire che al Penalty Awards come miglior dirigente c'è stato un po' di tutto della Sicula Leonzio, il primo anno il presidente, il secondo anno il direttore generale, adesso il direttore sportivo, quest'anno è l'anno vincente, lo porti a casa con grande penso soddisfazione da parte di tutta la dirigenza. Innanzitutto ringrazio tutti voi per questo premio, per me è motivo di orgoglio essendo un ragazzo giovane ma molto ambizioso, e non posso non condividere questo premio con la famiglia Sicula Leonzio, che parte dal magazziniere, arriva al presidente, passando per lo staff tecnico, per i ragazzi che poi ci stanno regalando enormi soddisfazioni.
Bene, e adesso bisogna continuare ancora a sognare per questa partita difficile di domenica prossima. Abbiamo la partita di ritorno, siamo molto speranzosi, siamo consapevoli anche tramite la partita di ieri che ci possiamo giocare le nostre chance, e fino a quando l'arbitro non fischierà la fine della partita lotteremo su ogni pallone per cercare di raggiungere la Serie D. Giusto, perfetto. Allora, Presidente, il GEA Virtus, che a questo punto non si può più nascondere, una realtà come quella di Barcellona Pozzo di Gotto che è fondamentale per tutta la provincia messinese. Sì, il GEA Virtus sicuramente grande tradizione, siamo stati 10 anni nei campionati professionistici e voglio sottolineare una cosa, abbiamo iniziato 5 anni fa dalla prima categoria con grande coraggio, con grande voglia e con l'appoggio di tutti, perché abbiamo iniziato un progetto con una tifoseria straordinaria che ha capito tutto e ha avuto accanto sempre degli uomini eccezionali, sia come dirigenti che mi hanno permesso di fare questo percorso, perché noi abbiamo vinto 3 campionati e una Coppa Sicilia, e sicuramente una città che ha accolto bene, perché non è facile. Ci sono delle realtà in Sicilia che non accettano la prima categoria perché hanno un passato illustre, hanno fatto dei campionati professionistici e non si calano in questo. Diciamo che il GEA Virtus Barcellona sotto questo aspetto è stata grande, grandissima, sontuosa, immensa. Non ho aggettivi e ho avuto accanto sia degli allenatori che dei ragazzi eccezionali che mi hanno permesso di bruciare le tappe. Complimenti, e non vi fermate qui. La realtà di Dattilo è più piccola, però è da lì che si parte un po' pian pianino per un progetto che diventa sempre di stagione in stagione importante. Sì, è molto difficile lavorare bene, soprattutto perché c'è un discorso economico che per noi, che siamo un piccolo centro, viene a mancare. Noi altri speriamo sempre negli sponsor per cercare di organizzarci e di mettere sul campo una rosa che sia competitiva, quantomeno per cercare di tenere la categoria, e non è molto facile. Non è molto facile. Beh, noi vi auguriamo la buona stagione prossima, sperando magari di ritornarci di nuovo qui al Penalty Awards. E allora è una promessa per il prossimo anno nel ritorno. Benissimo, grazie direttore, arrivederci. Grazie. Allora, a questo punto chiamiamo gli attaccanti Fabio Da Costa e Luca Strano, li invito qui sul palco. Siete rimasti in 2 perché un terzo che va in nomination ha avuto un problema e purtroppo non è potuto essere presente con noi. Parliamo di Davide Testa del Paceco. Allora, consegniamo la busta a questo punto a Carmelo Puglisi. Allora, vediamo un po' chi vince. Ad aggiudicarsi il Penalty Awards quale miglior attaccante dell'eccellenza è Luca Strano del Palazzolo. Ok, allora Carmelo, consegna la targa, eccola qui, perfetto. Consegniamo anche quella a Fabio Da Costa. Nel frattempo una battuta con Luca Strano, che non ha vinto il campionato col Palazzolo, però quanti gol, anche troppi direi. No, non abbiamo fatto neanche i playoff, però comunque è stato un campionato, un bellissimo campionato. Purtroppo gli episodi alla fine non sono stati dalla nostra parte, però ce ne facciamo una ragione. Sei contento comunque per la tua stagione? Certo. Benissimo, siamo contenti. Consegniamo anche a Fabio Da Costa questo premio. Perfetto. Fabio, devo essere molto sincero, il tuo arrivo a Lentini all'inizio sembrava un po' strano, poi pian pianino hai preso forma, ti sei inserito molto bene e sei stato e sei ancora tuttora un trascinatore, a dimostrazione che la prima parte insomma fa parte del passato, adesso parliamo del presente e pensiamo che sicuramente questa parte migliore di te che è venuta fuori adesso può venire utile appunto alla Sicula. Ma lo spero, intanto grazie per l'invito. Non sempre l'impatto ambientale riesce, magari sì, così magari le prime partite non sono andate bene, però grazie ai ragazzi, al mister, alla società mi hanno trasmesso tranquillità e adesso spero ancora di essere decisivo assieme ai miei compagni, però ancora abbiamo l'ultimo scalino da salire, quindi speriamo domenica di essere di nuovo tra i protagonisti. Perfetto, complimenti Luca Strano e Fabio Da Costa, grazie ragazzi, grazie.
Grazie. Allora avvicinatevi qui ragazzi insieme ad Alessio e a Carmelo. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti. Colgo l'occasione per dire grazie a Carmelo, un'esperienza importante quella del penalty. Assolutamente, del penalty, del nostro format televisivo e anche del Penalty Awards, un premio straordinario. Invece per te? Non posso che sottolineare le parole di Carmelo. Per me è stata un'esperienza importantissima per crescere come individuo, come giornalista, quindi rigiro i miei ringraziamenti a te, Ettore. Perfetto, noi vi ringraziamo tutti e vi diamo appuntamento alla prossima stagione per una nuova edizione del Penalty Awards. Grazie e viva il calcio dilettantistico, grazie a tutti. Quanta nostalgia nel rivedere l'edizione numero 3 dei Penalty Awards. Era il 2016, oggi abbiamo riproposto l'evento che si svolse a Tremestieri e Tenneo presso il centro commerciale Le Ginestre. Beh, che dirvi, l'appuntamento è fissato per intanto a martedì prossimo, martedì 12 maggio. Vi anticipo che sicuramente cercheremo di capirne un po' di più se il calcio dilettantistico ritornerà in campo e cercheremo anche di scoprire quali sono a questo punto gli obiettivi sia da parte della federazione che anche da parte delle società. Pertanto ci fermiamo qui, appuntamento a martedì prossimo sempre qui su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. C'è un gran silenzio e non c'è più gente qui.
sono qui sotto questo cielo, non puoi toccarmi, ma puoi cantare sì, sopra i tetti e le case, sì, al telefono, sì, e di nuovo volare, sì, torneremo, lo so. Resistance. Say, will your heart be overthrown? 'Cause when we say there is no distance,